buongiorno. Partiamo questo giovedì 19 giugno 2025 con degli ospiti veramente importanti, nel senso per voi, perché dovete ascoltare, dovete capire cosa dicono, perché quando c'è di mezzo la salute dobbiamo sempre imparare qualcosa, come facciamo quasi sempre le mattine, non solo per quanto riguarda la sanità, ma per tutto, perché c'è sempre da imparare da persone brave e competenti. Questa mattina abbiamo in presenza il professor Adolfo Favaretto, direttore oncologia medica di Treviso, nuove terapie, parleremo di farmaci, grazie veramente professor Favaretto. Saluto anche il dottor Giovanni Leoni, presidente Federazione CIMO Venezia. Buongiorno dottor Leoni, grazie anche a lei. Mi sente? E saluto anche Franco Mara, presidente Uni3, Università Terzo Settore, perciò parleremo anche di persone fragili, specialmente i nostri diversamente giovani, ma quelli che sono veramente in sé sono di un tosto. Fanno no una laurea, anche due delle volte a 90 anni magari, capite che il cuore non ha età, la mente non ha età, bisogna vedere cosa hai fatto nella tua vita da piccolo fino a centenari magari, allora vediamo i nostri centenari, specialmente donne, che le superano tranquillamente e come sono arzille molto spesso. Allora, professor Favaretto, lei che è direttore di oncologia medica a Treviso, che vede veramente questi pazienti tutti i giorni. Io l'altro giorno ho avuto un altro medico che diceva che riscoprono tumori al seno su ragazze molto giovani e bisogna stare molto attenti alla pillola del giorno dopo, quella veloce che prendi, perché ci sono dei grossi problemi. E quando loro chiedono a queste ragazze ma tu prendi questo farmaco, questa pillola, dicono di sì, ma nessuno ci aveva detto niente che era pericolosa. Allora, per capire veramente com'è la situazione, è vera questa cosa, ci vuole più informazione, si prendono farmaci troppo facilmente, anche quelli pesanti, quelli tosti, ecco, chi dovrebbe vigilare su questo? C'è qualcuno che ordina queste cose, oppure, perché a casa dovete capire bene tutto, oppure uno può andare in farmacia e prendersi quello che vuole, sono farmaci che si possono prendere, la pillola si può prendere. Cosa dice rispetto a quello che ha detto questo medico? Attenzione. Beh, attenzione, ci vuole senz'altro, sono farmaci ormonali che necessitano di ricettazione medica, ecco, cioè non c'è un'altra possibilità, poi possono essere forse acquistati in maniera diciamo un po' surrettizia, però ecco diciamo devono avere la ricetta. In più ecco, bisogna anche che un ginecologo, un medico capisca se questa persona può o meno ricevere questi farmaci. L'esposizione prolungata agli estrogeni in qualche modo può condizionare anche un tumore della mammella. La cosa non è chiara, però ecco, non è che possiamo dare messaggi che a estrogeni corrisponda poi un aumento dell'incidenza, però ecco, bisogna stare attenti sul singolo, sulle singole persone, ecco, questo sì, ci sono donne che sono in giovane età, magari non hanno figli, poi provano con le cure diciamo, che sono iperstimolanti per avere la gravidanza, sì, diciamo così, con inseminazione artificiale, cioè, tutto diventa lì, diciamo, il carico ormonale è particolarmente alto, in quei casi bisogna stare attenti. Ecco, noi abbiamo visto dei casi, chiamiamoli cluster, cioè di persone che hanno avuto quel tipo di trattamento che poi hanno sviluppato in un'età più giovane rispetto a quella che uno si aspetta poi dei tumori della mammella, ecco, per cui bisogna effettivamente stare attenti, ecco, misurare sempre con quello che si fa. Quello che vorremmo capire, chi dovrebbe fare questo e capire, cioè è anche il medico di medicina generale, il famoso medico di base che deve indirizzare, conoscendo magari un po' la storia, se si può dire ancora così, perché ormai i medici di base è la fortuna se ce l'hai, se lo trovi, che conoscono un po' la situazione familiare, ecco, chi è che dovrebbe indirizzare oltre al ginecologo? Perché però il ginecologo è la figura di riferimento. Ecco, che poi sia il ginecologo privato oppure quello del consultorio, diciamo una figura pubblica, però ecco, quello è la persona diciamo più indicata. Poi
chiaramente anche il medico di famiglia ha le sue competenze per queste cose e può dare un aiuto, può dare un indirizzo. Ecco, io credo comunque che il ginecologo sia la persona di riferimento, ecco, in ambito di sanità. Ecco. Cos'è che la preoccupa di più, professor Favaretto, in questo momento dove veramente anche tramite la LILT vediamo veramente tantissime persone, anche come ripeto, anche molto giovani, con questa patologia? Fortunatamente abbiamo avuto la scienza e la ricerca che hanno fatto passi da gigante, le terapie anche oncologiche non sono più devastanti come prima, almeno sento dalle telefonate che ringraziano e dicono sì, ho perso i capelli, però tutto sommato sto bene, non ho questi, ecco, studiate ogni persona come allora c'è una maggiore attenzione, diciamo, e lo screening che viene anticipato chiaramente porta nuovi casi, diciamo, è quello che cerchiamo, cioè di scoprirli prima, per cui il fatto che aumentino di per sé non è un dato negativo, certo, vengono scoperti prima e di conseguenza è quello che noi cerchiamo di avere, ecco, per cui in sé l'aumento non è un dato negativo. Certo, questo abbassamento dell'età, che però non è così marcato, ecco, cioè comunque diciamo, il tumore della mammella è sempre un tumore che ha il suo apice intorno ai 60 anni, ecco, cioè non prima, ecco, il picco è tra i 50 e i 60, ecco, non sotto i 50, ecco, però è stata estesa anche sotto tra i 45 e i 50 e questo, diciamo, può portare dei benefici soprattutto in donne che magari abbiano una certa familiarità, che abbiano dei fattori di rischio, diciamo, appunto di solito familiari, ecco, questo può essere un aiuto, ecco, Secondo lei c'è presa di coscienza della prevenzione, che la prevenzione è fondamentale? Lei cosa vede rispetto, diciamo, a 10 anni fa? Allora, prevenzione, c'è una prevenzione primaria dove uno sta attento a quello che fa, però ecco, nel tumore della mammella in particolare è ben difficile capire quali siano gli elementi di rischio, ecco, la carne rossa o altre cose, diciamo che cioè, questo non è così chiaro. Ho sentito, ecco, ad esempio la carne di pollo, questo dottore che ha detto attenzione perché ci sono estrogeni, cercate di mandarla poco. Però cioè... ecco, sì, diciamo, non possiamo, ecco, colpevolizzare. Diciamo, così in maniera indiscriminata. Dobbiamo stare attenti. Alimento, stare attenti. Certo, se una persona sta attenta alla dieta, sta attenta all'attività fisica, non mette sul peso, questo è uno degli elementi che possono limitare il rischio per l'insorgere di un tumore della mammella. Ecco. Allora sentiamo anche questa Presidente Uni3, Università Terzo Settore, si presenti e sentiamo cosa ne pensa lei che tocca con mano queste realtà, ecco, questi diversamente giovani come li chiamo io, che nonostante la loro età vogliono imparare, vogliono conoscere, sono intrigati, curiosi, non una laurea, 2, però siete voi che li accompagnate in questo percorso e noi veramente vi ringraziamo, perché se non ci foste dovremmo veramente inventarvi, visto l'età come si è allungata fortunatamente. Ecco, cosa ci dice, Presidente? Allora, intanto buongiorno a tutti e grazie per l'opportunità che ci date. Uni3 è un'associazione di volontari, come sapete, quindi atteniamo al terzo settore ed è un settore molto importante, molto attivo in città, c'è poco da dire. Laddove mancano gli interventi esterni subentriamo noi volontari. È un'associazione che esiste da 40 anni, una rete nazionale molto solida, molto costruita e quest'anno tra l'altro ricorre il 40° che festeggeremo il 28 novembre nel Museo del Novecento. Sentiamo molto male, vediamo se riusciamo, ecco, riproviamo perché non abbiamo sentito le ultime frasi. Prego, Presidente Franco, Mara Franco. Volevo dirvi che è un'associazione molto attiva in città e consolidata da 40 anni. È un terzo settore di volontari che agiscono sempre sul lavoro sulla persona. L'amministrazione purtroppo o i servizi, anche per tanti ovvi motivi, riescono ad arrivare a coprire tutte le necessità che l'età avanzata può portare. L'età si è allungata, come sappiamo, e quindi le necessità sono cambiate
e le composizioni delle famiglie sono cambiate, per cui abbiamo dei nuclei con età avanzate, anche con persone singole, e qui subentra il discorso di azione. Quindi una gestione che socializza molto. Che indirizzi prendono, Presidente Mara, questi diversamente giovani quando intraprendono questo percorso scolastico universitario? Ecco, che indirizzi prendono di facoltà? Le loro opzioni magari hanno ripreso in passato e che ha voglia di prendere. Molto probabilmente l'attività lavorativa ha interrotto i loro percorsi di interessi personali, e quindi riprenderli insieme a un gruppo attivo, partecipato e solidale è molto importante. Scelgono corsi di yoga, di tango, di burraco, ma anche di materie letterarie, di filosofia, di storia, di lingue straniere, con diversi livelli di avanzamento, e quindi ci sono anche corsi di fotografia e di video. Sono tutte opportunità, ripeto, che costruiscono competenze. Le persone che frequentano non sono persone estranee da competenze acquisite in passato, sono persone veramente in gamba, molto bravi e in grado di supportarsi l'uno con l'altro. C'è una crescita solidale di gruppo, e questo va detto, ed è molto importante. Si apprende sempre in un ambiente relazionale, ed è un apprendimento che attraversa tutto l'arco della vita, che non è possibile fermare e interrompere. Si dice spesso che corpo sano e mente sana, ma non è esattamente così. È proprio l'attività mentale, l'attività fisica, l'attività relazionale che può mantenere un corpo sano. Il discorso della medicina è un discorso molto importante oggi. È un discorso che andrebbe ripensato a questa nuova configurazione sociale che noi abbiamo della famiglia e delle persone. C'è molta inaccessibilità con i servizi così centralizzati, territorialmente anche. Serve una maggior diffusione, capillarità, vicinanza anche. Tante volte serve anche una struttura flessibile, basata anche sulle comunicazioni. La ringrazio di aver detto questo, Presidente Franco, perché io sono dell'idea, e lo dico sempre, sono anni che lo dico, che vanno ripensate anche le RSA. Nel senso che non tutti all'interno di queste strutture hanno delle menze o delle patologie che non possono uscire o non possono fare dei percorsi alternativi. Il problema è chi si occupa di queste persone, mancano sempre i soldi. Ecco, il motivo è sempre questo: non abbiamo i soldi, non ci sono persone, educatori a sufficienza, ossa a sufficienza per accompagnarli, per riportarli. Io lo trovo di uno scorretto unico, anche perché io che frequento vedo veramente delle persone eccezionali, anche delle coppie che hanno deciso di vivere in queste strutture, che sono veramente, penso anche ai co-housing, ad esempio, ecco, che qui a Treviso poi sono venute addirittura dall'Europa a vederci, perché l'ISRA ha creato questa meraviglia. Però non basta, ecco, bisogna accompagnarli in maniera diversa, bisogna andarli a prendere, farli frequentare i teatri, i cinema, le librerie, bisogna tirarli fuori da queste strutture. Io sono convinta che per quanto si riesca a fare all'interno non è mai abbastanza come quello che questa persona si prepara, esce, va a teatro, va ad ascoltare alla presentazione di un libro. Cosa ne pensa, Presidente? Io sono veramente gli asili all'interno delle RSA, occupare questi nonni che molti non ce li hanno, e poi vediamo i ragazzini dove li troviamo. Prego, Presidente. Allora, le invito ad alcune riflessioni. I nostri volontari già vanno all'interno delle RSA, partecipano a corsi di bonsai e anche, per esempio, di coro, partecipano con loro attivamente all'interno. Però va ripensata la città. E mi spiego meglio. Noi abbiamo molti abitanti, anche anziani, che vivono da soli in centro città, in centro Mestre. E c'è un problema, per esempio, molto cogente degli universitari che vivono, per esempio, a Venezia, Mestre, che vorrebbero trovare un alloggio. Perché non avviare una convenzione anche con l'università e fare in modo che i nostri anziani o adulti ma ancora autonomi e autosufficienti, possono mettere a disposizione anche una parte del proprio alloggio. Ecco, questo aspetto intergenerazionale
tra giovani e adulti va ripensato e va ridiscusso. Le amministrazioni dovrebbero essere più sensibili, veramente tanta fatica. Noi siamo un turno profit, il nostro bilancio deve essere in pareggio, eppure si fa tanta fatica. Paghiamo le sedi, paghiamo gli affitti per le palestre, per le aule, per tutto quello che è esterno e che non abbiamo chiaramente a disposizione. Ho chiesto all'amministrazione proprio per capire che tipo di flessibilità gestionale condivisa possa esserci e dare delle opportunità ai nostri giovani adulti. Si fa tanta fatica. Vorrei più ascolto dall'amministrazione, vorrei più ascolto anche sociale, quindi vi ringrazio doppiamente per il vostro contributo di oggi e vi invito a continuare così, a coinvolgere, ripeto, la città, a riflettere maggiormente sui valori che ha al suo interno, professionali, di competenze. Il problema è, Presidente, che ci vuole qualcuno che ascolti, ha capito? Io però assieme anche a altri tanti volontari non molliamo, tanto è vero che abbiamo creato che vedremo dal 10 al 13 luglio il villaggio delle associazioni. Sono proprio sono 120 associazioni che parteciperanno, perciò sentite il numero, che non si sentono molti di loro rappresentanti e che dicono ma perché non facciamo rete, che cerchiamo di capire ognuna cosa può fare, perché se tutti facciamo tutto non riusciamo ad arrivare poi al diversamente giovane, ad accompagnarlo a casa, ad aiutarlo. Ecco, ci siamo messi assieme per farci ascoltare, perché vede Presidente, in politica contano i numeri. Se tu sei forte come numero sei ascoltato. Se tu invece sei un cane sparso di qua e di là, se puoi essere il più bravo, il più onesto, il più sensibile, ma chi se ne frega. In politica contano i numeri. Allora i numeri noi cerchiamo di farli, ma non per noi, Presidente, proprio per fare quello che ha detto lei, per cercare di migliorare la qualità della vita. Ma professor Favaretto, ma le sembra normale adesso che una volta che eravamo molti di più, eravamo più coccolati di adesso che siamo molto di meno? Cioè, ma vi sembra normale? Guardate, sarà che i fragili voi sapete che sono nel mio cuore ed è una spina che ho continuamente, che però mi fa andare avanti, è la famosa benzina nel motore che mi mettono, che sono veramente degli sconosciuti, non riescono a curarsi. Ieri, poveretta, una signora mi ha detto: Mirella, ho male al ginocchio, ho 150 euro per la visita, ma chi me li dà? Che io come faccio? Se no devo attendere, ma ho male della Madonna, cosa faccio? Allora la Mirella si attiva, cerca di capire chi è. Ma devo essere io, professor Favaretto. Ma capisci che secondo me non è che manca il collegamento, ascoltare, magari non ha neanche tutto quel dolore, ascoltandola magari è un dolore che si può sopportare, manca l'ascolto di queste figure. In questi casi ci vuole un'opera di filtro e il filtro primario dovrebbe essere il medico di medicina generale, che poi vede se effettivamente c'è qualche cosa che merita un approfondimento, perché poi anche le strutture ospedaliere o le strutture, diciamo così, specialistiche, polispecialistiche, non è che possano erogare prestazioni. Continuiamo anche noi a calare come numero di specialisti, oppure ci sono specialità che sono più dove c'è il numero sufficiente e altre invece che sono effettivamente in carenza o intasate. Ecco, cioè questo abbiamo Rinaldo da Venezia, poi continuiamo. Vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. In quanto riguarda la prevenzione, prevenzione, se solo una parola, è un insulto. Per la povera gente la prevenzione è un insulto, perché è assurdo che lì che insomma che abbia andare a spendere 200 euro per una vita, un check-up completo, 1000 euro e non io. Che prevenzione ti mi dici che faccia? Ti mi dici che va a fare prevenzione, che salva la vita, e stai chi guida. E la povera gente, come mai, deve andare in ospedale, non fargli aspettare 3-4 mesi. Ma di cosa stiamo a parlare? Che pare che tutto vada bene. Allora, una roba bella che dico. Ieri sono andato a un medico, era 8 mesi che non avevo un medico. Adesso con un medico, non so se abbia neanche 30 anni. E la pazienza che ho avuto io, giovane, della visita che mi ha fatto a mia, anche a mia moglie, se siamo stati un'ora e un quarto da lui, nella visita, e lei ha fatto
una roba meravigliosa, una roba che non mi aveva fatto nessuno in 80 anni che ho, 82. E ora, ti vedi che sempre bravi i medici, anche se siete giovani, bisogna che gli diamo fiducia a sti fiori, che da studiare, li sei preparati, li sei bravi, li sei educati. Ma cosa vorremmo? Neanche ne basta un dottore che adesso che sono andato a questo dottore, mi ha assicurato, mi sono contento e mi rogno e mi tengo lo stesso. Però ti dà fiducia, queste sono le robe, ma è ciacco, facciamo questo, facciamo quello, non vale la pena. E anche chi che va all'università, che roba, bisogna vedere che lavoro che ha fatto questa persona anziana, perché se andava a lavorare come me, da 10 anni fino a 75, piova, vento, neve, acqua alta, e acqua alta non so come adesso, perché era, quando che era? Perché era 5 volte a settimana, voglio dire, umidità, ma sono arrivato a 80 anni, 82, questo che va da dove? Cercherò di stare tranquillo, di fare quello che posso per aiutare la povera gente, ma dopo, tutto sommato, bisogna che tu stai contenti di vivere con quello che per salute che ti dà e vivere bene, godere tutto, perché si gode di tutto della vita, finché ti dà il cervello, e io dico anche ai miei amici anziani, compagni del mio, non deve buttare giù di morale, se avevi bisogno di un aiuto, chiamami Mirella, se avevi bisogno di una parola di conforto, chiamami Mino Gomez, signor Begnariaga. Grazie Rinaldo, fammi andare avanti, grazie, la fortuna però che tu hai anche che abiti a Venezia, guarda veramente, guarda che è una fortuna, sarà anche faticoso, sarà tutto quello che volete, ma come esci di casa hai voglia che ti venga la depressione, guarda come sei, ecco, e come sento anche tanti veneziani, veramente complimenti. Allora andiamo a vedere questa giornata contro il cancro e poi commentiamo col professor Favaretto. Adesso parte questo servizio. Padova, giornata contro il cancro. Allora, professor Favaretto, in attesa che parti questo servizio, cosa sono queste giornate? Quanto importanti sono queste giornate? Oppure una giornata che alla sera si chiude là e arrivederci il prossimo anno? Allora, le giornate richiamano l'attenzione su un certo argomento, questo non so, del fumo, il 31 di maggio ad esempio era una giornata contro il fumo, per ricordare che il fumo fa male, che il fumo è tuttora molto ma molto diffuso, che non siamo riusciti a debellarlo, è calato il tasso di fumatori, soprattutto nei maschi, ma nelle femmine è aumentato e comunque... Avete capito? Ecco, delle femmine è aumentato. Questo nei paesi occidentali e in Africa e negli altri paesi, diciamo così, chiamiamolo terzo mondo, oppure comunque diciamo non nel mondo occidentale, il fumo si sta diffondendo, ecco, per cui diciamo il mercato semmai si sta ampliando, non sarà un problema diretto nostro, questo italiano, però ecco diciamo... Pure professor Favaretto, sulle sigarette, sui pacchetti di sigarette è scritto che è pericolosissimo, perché non c'è così rispetto della propria salute, del proprio modo anche di vivere anche la bellezza di essere in salute, di stare bene, di essere sani? Perché vai a cercare di farti del male quando sai che è pericolosissimo? Perché non viene avvertita questa cosa, cioè nel senso che sembra un rischio remoto, cioè molto di là, e poi solite banalità, viene anche a quello che non fuma, e le solite cose, ecco, che sono... Vede un cambiamento culturale sui giovani in merito a questo? Allora, diciamo un po' di salutismo, di gente che si muove, che va in palestra, che fa quel tipo di attività c'è, e di conseguenza questi possono essere anche i soggetti che non fumano più. In effetti nei
maschi il tasso di fumatori è calato. Se cala da una parte, cresce dall'altra, siamo sempre là. Il risultato sempre quello rimane. Ecco. Giusy, vai Giusy. Ciao Mirella, buongiorno al professore e la signora. Mi chiedono qua di fargli una domanda, professor Favaretto. Se si mangiano le rape rosse, si può fare la pipì rossa? Perché magari hanno detto che non sanno se dipende dalle rape rosse, dal colore. Sì. La ringrazio, professore. Prego, professor Favaretto. Allora, francamente, non le mando, perché non lo so, ecco, di persona. È probabile che possa essere, perché voglio dire, se c'è un colorante... Come gli anche, asparagi, ad esempio, delle verdure lì che si hanno sente l'odore, in questo caso il colore. Bisogna comunque stare attenti alle urine, perché ci sono anche delle cause, diciamo, che sono interne nostre, di buon funzionamento del nostro fegato, di altro, che possono poi portare a colorazioni anomale delle urine, ecco, per cui stiamoci comunque attenti. Se fosse una volta solo non è un problema, se fosse per più giorni sono le rape. Ecco, non sono le rape, ecco. Luciano da Desenzano del Garda, vai Luciano. Mirella, ciao. Buongiorno dottore, volevo dire due cose, poi la seconda un consiglio per la mia gastrite, tra parentesi, Mirella, che mi fa niente il fumo. Il fumo, mi sembra che siano aumentati i fumatori, parlano di 12 milioni. Dottore, ma specialmente io sono un liberale, io lascio liberi tutti di fare quel che vogliono, e mi sono morti cognati, amici prima dei 60 anni, tutti fumavano purtroppo. Niente, volevo dire, quando c'è stato il Covid, la prima cosa da fare era, secondo il mio modesto parere, di chiudere le tabaccherie. È una malattia che colpiva i polmoni, tra parentesi, invece di bloccare le persone sane che non potevano andare a lavorare. Quelli facevano il tampone ogni 2 o 3 giorni, sani, e lavoravano. Niente, se può darmi un piccolo consiglio, Mirella, mi lasciami 20 secondi. Ho da 15 anni, ho 79 anni a ottobre, vado bicicletta, tutto, sto benissimo, anche le ultime visite che ho fatto, tutte le visite negli ultimi 5 anni, ma ho una gastrite non grave, duodenale, e caspita, mi fa molto, non posso mangiare, non posso bere, insomma mi dà molto fastidio. Cosa consiglia? Vitamine, dico le medicine, sucralfato, Riopan e Spasmoman. Prendo tutto quello che l'ultima visita da un grande bravissimo medico, Jeffer, alla fine è finito col Jeffer, e se vuoi guarire, mi ha detto ridendo, devi andare in Svizzera a fare la puntura. Vi saluto, buongiorno, grazie Mirella, buongiorno. Ciao caro Luciano, vuole dire qualcosa, professor Favaretto? Ha già detto molto la persona stessa, ha già usato tutti i farmaci, quelli sintomatici, per la gastrite. Poi bisogna capire se effettivamente è solo una gastrite oppure se ci sia altro, se comunque fosse un qualche cosa che persiste, che perdura, nonostante un trattamento, diciamo così, adeguato, dovrà fare una gastroscopia, ecco, cioè, voglio dire, ne vengono fatte tante a sproposito, in quando questo caso magari fosse il caso di farla, se dura da tanto tempo. Ecco. Vediamo se ha preso la linea il dottor Leoni, che non vedo. No, eccolo qua. Buongiorno dottor Leoni. Niente, c'è un collegamento questa mattina col dottor Leoni che non va. Allora andiamo a vedere il servizio che prima non è andato in onda sul cancro e poi andremo in pubblicità. Andiamo a vedere il servizio.
Un linguaggio semplice per spiegare l'importanza della prevenzione. Parte da oggi il podcast di 14 puntate Mappa del melanoma in piccoli punti, dedicato alla spiegazione con parole semplici di uno dei tumori, quello della pelle, il quinto per incidenza nella nostra regione. Un progetto dell'Associazione Piccoli Punti ETS in occasione della Giornata Internazionale contro il Cancro, patrocinato dall'Università. È un podcast che è rivolto sia alla popolazione sia a chi ha avuto melanoma. Si basa sostanzialmente sulle domande che di solito i pazienti fanno, ma è soprattutto rivolto a un fatto che la gente in questo modo dovrebbe venire a contatto con un vocabolario più semplice, in modo tale da capire qual è la terminologia che i medici usano ed essere quindi più consapevole sia dal punto di vista, diciamo, della prevenzione, che significa l'autovalutazione sostanzialmente ed eventualmente la richiesta di una visita al medico, oppure appunto uno stile corretto di vita, che significa prevenzione primaria e quindi significa poi avere un rapporto corretto con il sole. Evitare di esporsi al sole nelle ore centrali, usare le creme, poche regole fondamentali di prevenzione primaria a cui si aggiungono quelle di prevenzione secondaria. Cercando di far capire alle persone come possono guardarsi e quando c'è bisogno di fare una visita, chiamiamola dermatologica, però è sempre bene che ci sia un filtro del medico prima di andare dal dermatologo, secondo me, e si sviluppa poi anche spiegando che cos'è la cura, quali sono i principi della cura sia chirurgica sia medica, e oggi abbiamo dei grossi avanzamenti sia in ambito chirurgico che medico e soprattutto abbiamo degli avanzamenti in ambito, diciamo, molecolare, perché oggi la terapia non è più una terapia soltanto chemioterapia classica, ma è diventata terapia bersaglio, è diventata terapia molecolare, è diventata immunoterapia. L'Associazione Piccoli Punti nel suo sito ha anche creato uno strumento efficace, il melanometro, un test di 8 domande per capire il grado di rischio di una persona. Alla fine il melanometro dà una risposta: sei a basso, medio, alto rischio. Soltanto i soggetti considerati ad alto rischio hanno bisogno in realtà di una visita dermatologica. Gli altri soggetti possono fare l'autovalutazione, che significa guardarsi non troppo spesso, guardarsi tutte le parti del corpo, ricordarsi come si è fatto oggi, domani e dopodomani e sospendere l'autovalutazione per 4 mesi e rifarla per tutta la vita. Abbiamo Paola da Padova, vai Paola. Sì, ciao Mirella e buongiorno al tuo ospite e a tutti quelli che sono in ascolto. Allora, grazie per l'argomento. Dottore, se mi permette, prevenzione, che è giusto parlarne proprio sulla prevenzione, però bisognerebbe cominciare dall'ambiente. Qua a Padova, per esempio, in nome di non so quale tram, hanno distrutto in 3 anni 15.000 alberi. Il che vuol dire che per quei ricconi come me che passano l'estate in città si alza almeno di 1,5 gradi e oltretutto l'albero dà ombra, e hanno permesso in quei piccoli spazi o ex villette grandi condomini, perciò in conclusione zero alberi e 100% tutti gli spazi di cemento. Dall'anno scorso già si boccheggia ancora di più e questo credo sia prevenzione. Un'altra cosa, quello che è l'alimentazione, non sento che se ne parla troppo poco, anche se settimana scorsa che c'era un collega sono intervenuto col discorso che il professor Veronesi, non perché animalista, ma in quanto fondatore, direttore, grande oncologo per 40-50 anni, fondatore dell'AIRC, lui ha detto, ha scritto, non lo ha solo detto, lo ha messo in pratica, ma anche ha scritto un libro dove scientificamente spiega quanto mangiare carne, non solo evitare pollo, tacchino, come che sta spiegato il suo collega settimana scorsa, ma parole non mie, parole scritte dal professor Veronesi, grande oncologo che chiamo qua in Italia, quanto sia cancerogeno mangiare tutta la carne, compreso il pesce. E questo non viene assolutamente sottolineato, anzi non lo nomino proprio. Io passo per uno che parlava di etica, ma lui parlava di scienza, e a questo proposito non viene mai ricordato quanto gli allevamenti intensivi inquinano dal 22 al 25% l'atmosfera. Credo che questi siano dati che sono troppo ignorati, troppo dimenticati, perché questa è prevenzione. Grazie infinite per l'opportunità e buona giornata. Grazie Paolo, prego professor Favaretto.
Allora, qui entriamo in un campo dove poi anche le opinioni sono molto discordi, che, diciamo così, alcuni alimenti, l'alcol, la carne rossa, possa avere un potenziale cancerogeno, questo è vero, è assodato. Quanto poi incida realmente sull'estensione di questi, sulla frequenza di questi tumori, è tutto da vedere, perché un conto è mangiare una bistecca una volta al mese, un conto è mangiarne 3 al giorno, cioè, allora, e poi la predisposizione, cioè abbiamo, in questo momento abbiamo capito che il tumore è soprattutto una alterazione dei nostri geni, ecco, e che capire quale sia la motivazione per cui questi geni vengono, si alterano e diventano, e poi fanno diventare la cellula neoplastica, lì sono tantissimi elementi, non possiamo colpevolizzare o prendere una cosa come se fosse il bersaglio. Quello che diceva il professor Rossi prima per il melanoma, il sole è, diciamo così, la causa del melanoma. Questo lo si è visto in maniera chiarissima e lì proprio non c'è dubbio, non c'è discussione, è così, punto e basta. L'Australia è tra le nazioni dove il melanoma, perché andavano gli inglesi che erano di carnagione molto chiara, e lì è uno dei posti dove fanno la prevenzione. Chiaramente molte delle regole derivano dall'Australia, noi le abbiamo importate, noi siamo ceppo latino, diciamo, siamo un po' più scuri, il rischio è meno elevato, ma anche noi abbiamo un rischio, è aumentata. La carnagione chiara, bisogna stare molto attenti, le scottature, cioè tutte queste cose qua. Qui è il rischio proprio è correlato in maniera lineare, non c'è discussione. Altre cose, diciamo, è tutto un po' più Vedi, difficile. Io avevo un grande amico medico, era un internista, professor Favaretto. Lui mi diceva sempre: guarda Mirella, bisogna mangiare di tutto, poco, ma di tutto. Sì, puoi bere qualche bicchiere di vino, non devi eliminarlo completamente, ma un bicchiere di vino. È la moderazione, è quello che dobbiamo capire di fare, non eliminare completamente, per carità, poi ci sono chi ha problemi, chi crede in certe... Però quello che lui diceva, poco e di tutto fa bene all'organismo. Gianfranco Valeri, ciao Gianfranco, così ho ricordato anche questo grande amico che sicuramente penso il professor Favaretto lo ricorda, poi glielo dico. Ecco, io, professore, sono testimonianza pura di uno che non ha mai fatto prevenzione. Ti immagini, io lavoravo sempre, ero sempre tranquillo, non avevo un raffreddore, non avevo niente, e praticamente fino a che sono andato in pensione. Appena andato in pensione, che avevo 62 anni, avevo un po' di depressione, cioè mia moglie dice perché te era sempre a lavorare, te era fatta, e le cose non andavano. E poi sono andato dal dottore, il dottore mio medico quasi neanche mi conosceva perché facevo il vigile qui in paese, ma non perché ero suo paziente. E mi fa fare un'ecografia, analisi del sangue, e lì è successo tutto. Dall'ecografia hanno capito subito, immediatamente, che avevo un tumore al collo trasverso, hanno fatto la colonoscopia, l'ho fatta a Treviso la colonoscopia, e praticamente la dottoressa si è fermata e io non posso andare avanti, lei deve essere operato immediatamente, e lei, guardi, ha l'intestino vuoto, parlo io, e deve essere operato immediatamente. E io praticamente avevo un fratello che conosceva, e sono andato anche a Aviano, e a Aviano hanno visto il problema che avevo, lei deve essere operato immediatamente, e mi hanno operato immediatamente a questo tumore al collo trasverso. E poi mentre facevo, tutto bene, mentre facevo la chemioterapia le cose non andavano ancora bene, e purtroppo hanno fatto ulteriori accertamenti e io avevo anche un tumore alla prostata. Lì hanno fatto un consulto tra di loro perché era appena stato operato, non potevano subire un'altra operazione. Hanno parlato tra di loro e hanno optato per fare una cura con l'ormonoterapia. Quando il PSA è andato a meno di 2, ho fatto 28-30 sedute di seguito di radioterapia, e guardi professore, io mi sono sempre dato da fare, tutto, cammino, faccio la vita di prima, non ho mai pensato al male, tutto, e in tutti questi anni le cose sono andate bene, all'infuori che però è venuta la fibrillazione arteriale, e allora avanti,
il cardiologo mi dice non aver paura, è l'età e tutto, la tua non è una malattia, e cose che mi ha dato dei farmaci, io vado avanti. Poi mi è successa un'altra cosa, sempre di notte mi prendo male, mi ricovero all'ospedale di Treviso, dico una crisi epilettica, ma tra di me io ho detto crisi epilettica, e la dottoressa lì fa, guardi, hanno messo così, io non posso, deve aspettare 6 mesi, vediamo, facciamo tutti e 7 mesi, è stata esclusa la crisi epilettica, e praticamente avevo le apnee notturne, e avanti questo fatto e tutto, guardi, e 13 anni io sono testimonianza di un negligente che non ha mai fatto prevenzione, perché tutte le mie cause, tutti i miei problemi, se adesso che capisco le cose, se le iniziavo a fare a 40 anni, le avrei risolte tutte. Buongiorno, grazie professore. Buongiorno. Grazie a te Gianfranco Valeri per essere il nostro testimonial, ecco, per far capire anche l'importanza invece delle parole che ha detto. Prego professore, poi dobbiamo andare in pubblicità. Allora, la prevenzione magari poteva scoprire un po' prima la malattia se l'avesse fatta, però diciamo così è riuscito a venirne fuori molto bene sia dal primo tumore che dal secondo tumore, per cui vuol dire che comunque ha trovato persone competenti lungo il suo e anche viverla in maniera non oppressiva, è molto importante, vero professor Favaretto? Non se la prende e non sta diciamo immagazzinando. È un nemico che combatte, ma tranquillamente. Aperto, difatti questo è un buon atteggiamento, perché diciamo così dà una prospettiva molto più anche di lungo periodo per la persona, ecco, non vive con la sua ansia e con la paura che domani succeda qualche cosa, ecco, fa una vita, la quotidianità di prima. Questo è un buon pubblicità. Allora sentiamo Nadia da Treviso. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Ciao cara Nadia, infatti ho detto chiamerà sicuramente la Nadia. Vai. Niente, volevo chiedere al professore e anche dirle che abbiamo un reparto oncologico che è gestito magnificamente. Ho avuto bisogno dall'anno scorso che ho avuto un tumore al seno, sono stata operata, cioè sentito da me perché facevo l'autopalpazione e praticamente era quello. Però ho avuto un'assistenza dall'inizio, quando ho cominciato a frequentare la senologia, magnificamente. Poi ho fatto le terapie, ci sono le infermiere, ormai siamo diventate una famiglia e devo ringraziarvi tanto professore, perché anche i dottori, tutti quanti, abbiamo un'assistenza bellissima. Nella sfortuna abbiamo anche una fortuna di avere queste persone. Grazie, arrivederci e buona giornata. Un grande abbraccio Nadia. Professore, prego. Grazie della testimonianza, mi fa molto piacere. Quella che noi chiamiamo con termine inglese breast unit, cioè l'unità che si occupa del tumore della mammella, è un qualcosa di composito, perché c'è la parte di senologia dove viene fatto la mammografia, lo screening, c'è poi la parte chirurgica, c'è la parte medica nostra, se serve un trattamento prima dell'intervento oppure viene fatto dopo, c'è la parte radioterapica perché gli interventi chirurgici sono molto ridotti e però poi bisogna bonificare la parte con la radioterapia, per cui è un'opera di un lavoro di insieme e poi contano molto anche le persone che hanno direttamente poi il contatto, le infermiere sia degli hospital sia le infermiere che si occupano del passaggio tra tutti questi attori, perché è importante
quella che noi chiamiamo case manager e che dovrebbe esserci per tutte le strutture. La case manager è quella che in pratica dovrebbe accompagnare la persona da uno specialista all'altro, in modo che non ci possano essere interruzioni nel percorso, che non ci possano essere, tra virgolette, dimenticanze e ritardi che possono succedere in una struttura grande come un ospedale hub come quello di Treviso, per cui diciamo fa parte delle regole del gioco che quando la struttura è molto complessa ci possano essere anche delle complicanze, ma vanno prevenute con questi accompagnatori che sono proprio le case manager, che fanno sì che il percorso sia nitido, pulito e che la persona arrivi a fine del suo percorso indipendentemente dalla patologia, vero? Indipendentemente anche dalla patologia, assolutamente, esatto, questo sarebbe anche fondamentale. perché hai delle fragilità a volte che vanno accompagnati, perché diciamo la verità, vanno tranquillizzati, perché per loro magari diventa un problema anche con le nuove tecnologie. Fortunatamente qualcuno si è ammalato molto raramente, perciò non sa neanche gestire i percorsi. Bravo professor Favaretto, ha fatto proprio bene a dire che ci vogliono queste figure dappertutto. Allora andiamo a vedere invece questa terza età, vediamo questi video che ha portato la presidente appunto Franco Mara, andiamo a vedere e poi commentiamo. Nelle prossime bollette di luce e gas i totali da pagare sono in euro con 2 decimali, ma tutti i calcoli intermedi sono fatti con 6 decimali. Lo ha deciso l'autorità per l'energia elettrica e il gas. Così si paga solo il dovuto, preciso al centesimo, senza sorprese. Ciao Lisa. Ciao. Guarda Paolo che sono arrivate delle bollette. Vieni di là che le guardiamo in salotto. Io ho portato la pagella dell'università della terza età. Bene. Allora, va bene che frequenti l'Uni3, ma qui sono tutti 4. Guarda, che tutti quei voti sono in euro, pertanto sono tutti 8. La lira è scomparsa, non l'Uni3. Uni3. Non perdere tempo, iscriviti all'Uni3. Allora, abbiamo visto questo servizio, Presidente, ecco come lo commentiamo, cosa vuole dire, ecco lei ha dato dei messaggi importanti questa mattina, io sono dell'idea, Presidente, che si devono creare dei tavoli, ma solo con gli addetti ai lavori, ma quelli che sanno, che hanno delle idee, portare avanti queste idee che ha detto anche lei questa mattina, questi diversamente giovani, ospitare anche universitari, non sono mica tutti spacciatori, ladri, sono persone per bene questi ragazzi. Prego, Presidente. Sì, assolutamente. I video che avete visto sono fatti dai nostri associati che frequentano i video. E l'ironia è apprezzabile, piacevole. E sono persone veramente ottimiste, positive e propositive. Ridono anche dei propri problemi che possono avere. Ecco, mi dispiace, abbiamo la connessione anche con lei che non funziona, il dottor Leoni l'abbiamo perso perché non riusciva a fare questo collegamento. Io mando anche l'altro video così vediamo, poi la saluto, andiamo a vedere anche l'altro sketch, sempre Università della terza età. Sapore di sale, sapore di mare, che hai sulla pelle, che hai
labbra quando esci dall'acqua e ti vieni a sdraiare vicino a me, vicino a me. Voglia di vacanze? Vai in gita con l'Uni3. Cosa? Che cosa? Tu non sei a lavoro. Come? Ma come non vieni? Ah sì? Non è possibile. Tu non sei al lavoro. E adesso sai cosa ti dico? Che adesso esco e vado col primo che incontro. Buonasera. Cogli l'attimo, vai all'Uni3. Non siate solo dei salami, esiste l'Uni3. Meglio tardi che mai, corri all'Uni3. Buonasera. No, Presidente. Cogli l'attimo, non perdere l'Uni3. Presidente, no, bellissimo, Sì, no, guardi, il professor Favaretto sta sorridendo, no, perché fa capire che non è l'età, è quello che c'è dentro la tua testa, la voglia di vivere, di esserci, di sentirsi ancora vivi. Questo è il grande dramma che vivono le persone sole. Complimenti, Presidente. Come ci saluta? Velocissima. Allora io vi ricordo anche tutti gli altri contributi aperti e liberi alla città, che sono le conferenze, le visite di istruzione, anche le uscite che facciamo, i viaggi che stiamo organizzando. Quindi l'offerta nostra è molto ampia e la partecipazione è fondamentale. Si sta bene insieme. Ecco, questo è bene ricordarlo. Grazie ancora a voi tutti, una buona giornata e un saluto a voi tutte. La salute è molto importante. Le prometto che le farò vedere questi video il sabato, li farò vedere tutti perché sono di un'ironia veramente unica. Complimenti, veramente un abbraccio veramente grande a tutti voi. Saluto veramente Mara Franco, Presidente Uni3, Università Terzo Settore. Grazie Presidente, e continui così, veramente grazie. Quando vuole, porte aperte qui a Sveglia Veneti, ecco, perché veramente lo meritate. E sentiamo anche come ci saluta il professor Favaretto, direttore oncologia medica di Treviso. Ma allora, io direi cerchiamo di avere una speranza nel futuro. Le nostre strutture si stanno dando da fare in maniera molto, molto capillare e stiamo cercando di portare tutti i benefici che derivano dalla ricerca clinica anche direttamente al letto del malato. Ci sono che le persone abbiano speranza e che abbiano soprattutto
nel momento in cui vengono in contatto con il problema tumore, che questo non gli metta quel timore, quel panico, e dove poi non riescono più a essere razionali, che si rivolgano alle strutture pubbliche e vedrà che trovano una risposta che il più delle volte è adeguata e porta a risultati ottimali. Grazie al professor Adolfo Favaretto. Pubblicità. Vi presento altri graditi ospiti. Abbiamo in presenza Michele Boato, consigliere municipalità di Mestre, ambiente e bene comune. Grazie Boato di essere qui. Saluto anche Marco Zabotti, direttore scientifico Beato Tognolo. Vedremo anche delle cose interessanti, nuovi, che ci porta sempre il professor Zabotti. E saluto anche il dottor Antonio Maria Cartolari, presidente AIRC, Associazione Italiana Ricerca sul Cancro. Grazie anche a lei, dottor Cartolari, di essere qui con noi. Allora, abbiamo appena terminato proprio col professor Adolfo Favaretto, direttore oncologia medica di oncologia medica di Treviso, per capire, ecco, quanto importante è la prevenzione per questo tipo di patologia. E poi abbiamo ricevuto anche delle telefonate di pazienti che dicono: veramente non avrei mai immaginato di vivere un'esperienza negativa ma anche positiva, perché sto bene, mi sento bene, ecco, non era devastante come pensavo e devo ringraziare tutti. Cosa ci dice, dottor Cartolari? È proprio così? La scienza, la ricerca e la tecnologia hanno fatto in pochi anni dei passi da gigante? Prego. La ricerca scientifica indubbiamente negli ultimi anni ha fatto dei passi da gigante, al punto tale che l'obiettivo di vincere la malattia tumorale è un obiettivo credibile, cioè vincerla proprio al 100%. Certe forme tumorali ormai si stanno avvicinando a delle percentuali di guarigione elevatissime, al punto che tutti i tumori, dai peggiori ai più facili, oggi più del 50% dei casi li portiamo a casa guariti. Questo è anche dovuto alla ricerca scientifica, direi soprattutto alla ricerca scientifica, e per quanto riguarda l'Italia c'è un grandissimo apporto da parte di Fondazione AIRC. Ovviamente tutto questo è grazie anche alla generosità di noi italiani, che contribuiamo in maniera molto fattiva a questa raccolta fondi. Io rappresento il Comitato Veneto, quindi rappresento tutti noi di questi che partecipiamo a questa bellissima regione. Noi raccogliamo moltissimi fondi, ma moltissimi ne distribuiamo anche, e quindi i principali centri universitari e ospedalieri del Veneto fruiscono di circa progetti di ricerca per circa 6 milioni di euro solamente qui nel Veneto, che vengono erogati con piani pluriennali piuttosto che con borse di studio. Di nuovo, grazie alla generosità di tutti noi. Oggi abbiamo parlato di prevenzione. Confermo che la prevenzione è uno dei fattori fondamentali per vincere la malattia tumorale, e la prevenzione si fa attraverso i comportamenti, ma anche attraverso il dialogo con le istituzioni. Ricordo che per quanto riguarda i tumori femminili, il mese di ottobre è il mese della prevenzione dei tumori femminili, per cui ci sarà la possibilità in tutti gli istituti ospedalieri della regione di accedere per uno screening, che ovviamente gli screening sono raccomandabili, perché ovviamente si può eventualmente individuare la malattia tumorale al suo primo insorgere. Detto questo, ricordo che noi siamo la realtà più importante in Italia, che esistiamo già da 60 anni, quest'anno si compie quest'anno il 60° anno. Le cifre raccolte sono fenomenali, perché stiamo avvicinandoci ai 200 milioni di euro di raccolta a livello nazionale, che ci pone ampiamente in una posizione nel terzo settore di leader assoluto, ma questa è una bella cosa, perché vuol dire che AIRC è credibile, che in 60 anni ha fatto il suo mestiere, e considerato che in questa cifra imponente di cui vi ho parlato noi ogni anno distribuiamo l'85% di quello che raccogliamo, perché i costi sono veramente molto bassi per le persone che dipendono da AIRC e che devono organizzare tutto questo.
Io in realtà sono un volontario, come volontario ovviamente non sono retribuito, ma partecipo con grande attività e conto molto nel rendere, come diciamo da noi, rendere il cancro una malattia curabile. Dottor Cartolari, quello che però vogliamo anche capire, come mai questi giovani, abbiamo sentito prima dal professor Favaretto, che c'è un'incidenza molto alta sulle ragazze che fumano. Ecco, è diminuito il fumo nella figura maschile e sta aumentando nella figura femminile. Forse anche entrando nelle scuole, facendo più prevenzione anche all'interno delle scuole, perché questi ragazzi pensano di sapere tutto, a 14 anni sanno tutto del sesso, sanno tutto del fumo, dell'alcol, sanno tutto, poi alla fine non sanno niente. Forse la prevenzione dovrebbe partire proprio da molto presto, molto veloce. Questa pillola la conosco, non la conosco, fa male, fa bene, ecco, dovrebbe essere il ginecologo, ma un'informazione prima di arrivare appunto dal medico, non dovrebbe essere fatta, anche perché sono ragazzi molto svegli, a 12 anni hanno già il fidanzatino, non l'abbiamo sentito, vogliamo parlarne? Prego, dottor Cartolari. Guardi, i programmi con le scuole fanno parte, diciamo, di una delle attività di prevenzione che fa e che io stesso, per quanto riguarda la mia città che è Verona, vado nelle scuole e facciamo la formazione, e soprattutto per il fumo. Noto purtroppo che c'è poca sensibilità a questo, anche se noi spieghiamo che il danno creato dal fumo in gioventù te lo porti dietro tutta la vita. È una cosa che anche se uno smettesse da adulto, poi il danno creato. Però l'altra cosa di cui parliamo è se abbiate il coraggio di smettere, perché poi smettendo i polmoni si ripuliscono in poco tempo e ritornate, diciamo, a migliorare tutta la vostra fisicità normale e non avrete problemi di alcun genere, se non quei danni che stupidamente ci siamo creati. Io faccio parte di quelli, stupidamente ci siamo creati. Certo, il fumo è uno dei fattori, l'altro fattore è il movimento, l'altro fattore è l'alimentazione. Adesso l'ulteriore fattore, scusate, che è molto importante, è l'alcol, perché senza voler arrivare alla drasticità che sarebbe corretta di non assumere alcun tipo di alcol, e certamente l'alcol non fa bene, certamente l'alcol è uno dei fattori di rischio per quanto riguarda l'insorgenza della patologia tumorale. Per cui il fumo noi ne parliamo nelle scuole, esiste un programma che si chiama Il Paese dei Fumosi, è un po' un claim di marketing, però serve per spiegare ai ragazzi quando andiamo nelle scuole com'è pericoloso. Ma quando per esempio vado io nelle scuole e parlo di fumo, la prima domanda che mi fanno, mi parlano dell'erba, al che io rispondo: l'erba non c'entra niente in questa cosa, stiamo parlando della malattia tumorale, però questo le dice quanto la sensibilità verso il fumo e la nicotina è poco sviluppata dei giovani. Potremmo far di più, ma lo stiamo facendo. Beh, questo è un bel messaggio che dà il dottor Cartolari questa mattina. Allora, Michele Boato, i giovani che invece sono molto vicini all'ambiente, al green, li vediamo, sono loro che protestano, sono loro che chiedono un futuro più pulito. Ecco, cos'è che la preoccupa di più, Boato, in questo momento un po' difficile? Prego. Posso fare un appunto sulla questione tumori? C'è anche la questione dei pesticidi, però. Attenzione che nella provincia di Treviso negli ultimi anni sono aumentati del 50% l'uso dei pesticidi in agricoltura. Anche questa è prevenzione, bisogna assolutamente che ci sia una riduzione, non un aumento dei pesticidi in agricoltura, e soprattutto che siano usati con intelligenza e lontano dalle abitazioni. Sapete che su questo nella zona di Follina, del Prosecco, c'è un grande fermento. Chiudo la parentesi, ma perché prevenzione non è solo carne, anche alcol, sigaretta. Attenzione a queste sigarette surrettizie che in realtà portano anche queste a un risultato quando dicono ma io uso la sigaretta elettronica. Non è vero che questa non fa nulla. Torniamo invece al punto che mi hai chiesto tu, ma volevo aggiungere. In questo momento la sensazione dei giovani rispetto al clima è abbassata perché è la guerra il tema che ossessiona di più chi è sensibile, diciamo, alle questioni diciamo della terra, perché anche la guerra tra l'altro ha effetti enormi sul clima, cioè
questo tipo di produzione, questo tipo di uso delle armi ha un effetto, anche qui sono state fatte molte ricerche, noi ne riportiamo alcune sulle nostre riviste, che dicono non c'è una differenza così colossale fra la questione clima e la questione guerra. Ridurre assolutamente i conflitti bellici vuol dire aiutare la lotta per la difesa del clima. Poi ci sono molte iniziative sulle questioni alberi. Oggi sapete che in queste ultime settimane c'è un problema enorme a Venezia, a Mestre, perché essendo caduto un albero in Piazzale Roma che non era stato ben monitorato, attenzione, perché si sapeva che era malato e invece è stato lasciato lì. Stanno facendo un po' troppo tagli di alberi, un po' troppo discriminati, e c'è una forte sensibilità. Oggi pomeriggio alle 18 a Mestre noi facciamo una riunione proprio comunale su questo, sugli alberi, perché gli alberi vanno sì tagliati nel momento in cui sono pericolosi, ma vanno monitorati, seguiti, e per esempio non vanno fatte le potature come sono fatte malissimo spesso, e perciò il tema, diciamo, degli alberi è al centro molto in questo momento delle sensibilità dei giovani. Allora andiamo a vedere anche questo servizio che interessa molto a Paola, specialmente, che chiama spesso, questo taglio degli alberi per i lavori sul tram. Sentiamo cosa dice il sindaco Giordani e poi sentiamo anche Michele Boato cosa ne pensa di questa importante infrastruttura. Il tram sta arrivando ed è sempre più vicino, la città sta cambiando a un ritmo incredibile e io ne sono orgoglioso. Il sindaco di Padova, Sergio Giordani, inizia così il suo videomessaggio ai padovani per spiegare la lunga estate dei cantieri del tram. L'opera ormai è in uno stato avanzato, i tempi stringono per il completamento delle due nuove linee, la SIR 3 Volta Barozzo Stazione e la SIR 2 Vigonza Padova Rubano. Quest'ultima tratta, realizzata con fondi PNRR, deve essere pronta entro il 30 giugno 2026. In questi giorni nuovi cantieri sono stati aperti in alcuni snodi centrali per la viabilità cittadina, e per chi si muove in macchina la circolazione sarà più ostica nel periodo estivo. E per rispettare i tempi dobbiamo realizzare molti cantieri. L'estate è una grande occasione perché la chiusura delle scuole e il minor traffico permettono di intervenire con le lavorazioni più delicate, e in questi giorni ne stiamo avviando molte. I lavori procedono secondo i tempi, ma sappiamo bene che i prossimi saranno mesi complessi. So che questa fase crea disagi, ma sono fiero della risposta della città. Stiamo lavorando per informare e organizzare tutto al meglio. Nel video Giordani ringrazia i padovani per la pazienza. I disagi sono necessari a raggiungere il progetto di mobilità sostenibile che dovrebbe migliorare l'accesso alla città, un sistema di percorsi con 69 fermate che porterà fino a 20 milioni di passeggeri l'anno. Vi ringrazio per la pazienza e per aver compreso appieno il senso di questo lavoro e per essere sempre al nostro fianco in questa trasformazione. Allora, sentiamo Michele Boato cosa ne pensa di questo tram, ecco, di questa linea che darà tante agevolazioni, però io ho ricevuto telefonate, Michele Boato, specialmente da Paolo da Padova, che hanno tagliato tanti di quegli alberi, ma serviva proprio fare questo serviva proprio questa infrastruttura. Prego. Questo è successo anche a Mestre, quando hanno fatto il tram a Mestre, hanno fatto una strage di alberi, per esempio nella via Carossa, quella che va verso nord a Carpenedo, e hanno sbagliato perché il tram doveva passare per viale Garibaldi molto più largo e non invece un posto dove il tram è in coda alle macchine. Questo già la dice lunga, bisogna parlare del tram ma anche di come si usa il tram. Il secondo problema, ormai irrisolvibile ma che si poteva risolvere, è che Padova e Venezia hanno scelto una tecnologia con questo binario centrale che fa cascare le biciclette, le moto. Io ho visto 2 motociclisti nel Ponte della Libertà quasi morire per questo motivo, con un po' di pioggia si va a finire per terra immediatamente, e quella tecnologia è stata secondo me un gravissimo errore. Io lo sto dicendo perché è stato così, abbiamo cercato in tutte le maniere che non scegliessero quella, ma una tecnologia più normale, normalissima, con binarietti piccoli, come si fa in tutte le città, anche a Verona e anche a Milano, a Torino, ma pazienza. Ma dietro, secondo me, a quella scelta c'erano delle cose non chiarissime. Io penso che il tram sia comunque
comunque un mezzo pubblico buono, intelligente, ma va gestito bene. Per esempio tagliare alberi a caso, quando non ce n'è bisogno, quando si potrebbero fare altre scelte, questo bisogna starci molto attenti, non è automatico. Michele Boato, noi siamo un paese circondato dall'acqua, eppure non usiamo questa possibilità. Avevamo dei porti meravigliosi che non riusciamo neppure a capire come più, se funzionano o non funzionano, però continuiamo a parlare di terza, quarta corsia, ferrovia pochissimo, solo colate di cemento. Ma in futuro, visto che la popolazione sta diminuendo, visto che abbiamo quasi tutti diversamente giovani, la denatalità avanza, serviranno proprio queste terze, quarte, quinte corsie per prendere subito dei fondi immediatamente, perché fai presto col cemento, colate di cemento, l'abbiamo visto con i fondi del PNRR, anche con le case di comunità, mi sembra di aver visto, mentre erano destinati a ben altre cose, ma vengono deviati dalla politica come sempre, naturalmente, anche magari nell'indignazione di quelli, degli stessi politici che invece hanno preso questi soldi per fare qualcos'altro. Stendiamo un velo pietoso. Esatto, stendiamo un velo pietoso, però siccome che paghiamo noi sempre le conseguenze e le fragilità più di tutti, sarebbe il caso di rivedere anche questo sistema di infrastrutture in maniera diversa? C'è una situazione di non governo di questi temi, perché io ho fatto politica in regione, ho visto la pressione delle società automobilistiche, la pressione del traffico dei camion, la pressione di tutto questo comparto, che tra l'altro è anche in crisi nella sua produzione, è talmente forte che alla fine sembra che tu, quando fai un'autostrada o una strada o una qualunque nuova strada, diventi il paladino del progresso. Non è vero, non è vero. Se da 30 anni c'è il progetto che non viene messo ancora a ruolo, che è quello della metropolitana di superficie, da 30 anni, era l'85, siamo a 40 anni, ho sbagliato, era l'85 quando Lia Sartori andava a Roma con il progetto e se lo faceva approvare e poteva andare avanti. Invece noi siamo ancora ad aspettare la stazione di Mestre di Via Olimpia, che da 15 anni la stanno costruendo, ma la stanno sempre inaugurando, è sempre pronta, ma non c'è. E questa cosa vuol dire che non c'è una gestione intelligente, alternativa questo riguarda ovviamente i pendolari e perciò le persone, ma tutto il resto riguarda, come dicevi tu, l'acqua, le merci, la questione della via Canal Bianco, poi eccetera, anche questa è rimasta sempre lì. Alla prima difficoltà, un ponte che bisogna alzare o qualsiasi altra cosa, tutto si ferma e nel frattempo va via Superstrada Pedemontana, quarta corsia, Treviso Mare, tutto Verona Mare, tutto sempre sulla logica dei camion che devono girare. Io credo che questo sia una responsabilità veramente politica, perché qui ci vuole la scelta di qualcuno che ci pensa e nella regione Veneto non è vero che ci sia qualcuno che ci pensa, ci sono bravi esecutori di ordini, qualcuno che dà gli ordini, ma la scienza lì non arriva, non sta arrivando. Allora, sentiamo cosa ne pensa il professor Marco Zabotti, vediamo anche questa foto locandina della presentazione di questo libro. Ecco, l'importanza, sperare ancora, questo è il libro La vita buona, un nuovo umanesimo. Eccolo qua, mi sembra bellissimo come titolo, il problema è chi ci farà sperare? Qua voglio, chi sarà che ci farà sperare? Perché se non cominciamo a fare un rinnovamento, mi sembra che gli stessi che vogliono dare lezioni di speranza siano quelli che ci hanno ridotto in queste condizioni, di queste condizioni che ormai stanno molto strette al mondo giovane che vuole riprendersi in mano il loro futuro anche per l'ambiente. Prego. Certo. Grazie. No, il tema è la presentazione domani a Vittorio Veneto della nuova edizione del libro. Sperare ancora la vita buona, un umanesimo. E il tema è questo, cioè di fronte a una società dell'angoscia, che è quella di oggi, che noi patiamo, il tema di fondo è: riusciamo a, ci mettiamo in questa condizione, che vuol dire essere inerti, essere impauriti, lo diceva il sociologo Anna, cioè è una società che,
ti costringe ad essere passivi, perché la marea dell'informazione, la situazione, le inquietudini, i conflitti, le transizioni ambientali, le immigrazioni, cioè questo panorama di situazioni che nell'immaginario crea una preoccupazione infinita, un senso di rispetto al futuro. E il tema di fondo è che di fronte a questo c'è necessità, vorrei dire. Qualcuno mi ha detto: ma perché sperare ancora senza il punto di domanda? Perché non c'è alternativa, cioè come a dire, o energia vitale, o voglia di futuro, o intraprendenza, dimensione che dentro la nostra persona, come direbbe Tolstoi, tutti pensano a cambiare il mondo, nessuno pensa a cambiare se stesso. Il tema di fondo per dare risposte oggi è: ricominciamo da noi stessi. Cioè l'idea è questo cambiamento che dovrebbe essere dal punto di vista etico, morale, delle relazioni, ma anche della costruzione di bene comune, come abbiamo appena detto, cioè anche un'armonia nuova col creato dal punto di vista della sostenibilità, no? Della capacità di parte dalla necessità, cioè che ognuno di noi si metta in una condizione diversa rispetto a quello che è stato finora. Questo libro in qualche modo nella semplicità, no? Delle nostre dimensioni personali, il tema della cultura, della bellezza, il tema della memoria, della gratitudine, ci mette in una condizione di aprire uno sguardo nuovo, di voler cambiare per vite in pienezza. E questo è un messaggio anche rivolto ai giovani. Li ho incontrati molto in questi mesi, insomma, in cui questo libro adesso è arrivato alla seconda edizione, perché ha trovato straordinariamente tanto interesse e entusiasmo, perché il messaggio è davvero per ciascuno, cioè per tutti e per ciascuno, una condizione di esserci ancora e la possibilità di essere una stagione che è magnifica e drammatica. Drammatica lo sappiamo, ma è magnifica per le cose che abbiamo sentito anche prima, cioè per le conquiste tecnologiche, scientifiche, per la capacità di avere una qualità migliore della vita. Il tema è affidato alla nostra responsabilità e alla nostra voglia di cambiamento. Però mi sembra, professor Zabotti, che gli unici che parlano di sostenibilità, di pace, di cambiamento sia stato Papa Francesco e Papa Leone XIV. Tutto il resto mi sembra che sia nel silenzio più totale, e sono quelli che stanno cercando invece di mettere e di unirsi nella parola pace, tanto è vero che Papa Leone XIV per la prima volta dice: venite in Vaticano, vi apro le porte, venite, parliamo qua. Mi sembra che risposte non ne abbia cercate. Dove vuole parare questo uomo che si sente il padrone del mondo? Sono pochi, ma hanno il mondo in mano, mondo fatto di persone per bene, di civili che non c'entrano niente, tanto è vero che sono loro che muoiono, sono i ragazzi che vanno in guerra contro la loro voglia. Ecco, basta che schiacciano un bottone. Avete visto le ultime armi di nuova generazione, che aerei, che missili, ne basta uno e ciao. Però perché si continua a parlare di sostenibilità, ecco, della macchina che inquina, della caldaia, senza vedere veramente il grande problema che abbiamo, che sono i grandi della terra che decidono sul futuro di questa popolazione che non sa niente, nessuno ci racconta niente, ognuno ce la racconta alla propria maniera. E poi la popolazione che va incontro a quello che urla più forte, a quello che promette. Siamo ritornati come alla Bibbia, no? Invece di seguire il buono, hanno seguito il vitello d'oro. Siamo ancora così, seguiamo i vitelli d'oro perché ce la raccontano bene. Professor Zabotti, ma i giovani forse il cambiamento avverrà tramite loro, se riusciranno a vivere, perché qua non si sa mica. Prego. Allora, il tema di questa torre di Babele, giustamente, in cui i linguaggi non si incontrano, ci sono le cattive volontà, anche e soprattutto di chi domina, no? La vicenda del mondo. Io dico, nella mia dirigo un istituto che si chiama Toniolo, Beato Toniolo. E allora mi sento, ovviamente, rispetto alle citazioni che lei faceva prima, no? Linea della dottrina sociale della Chiesa, mi sento da buon veneto, no? Orgoglioso, cioè come a dire: c'è un patrimonio culturale, storico, religioso, ma di bene comune, che è straordinariamente vitale, insomma, ecco, e guarda caso è nella nostra regione, ha avuto queste figure significative. Il compito nostro oggi, ma non adesso, da anni, è quello di declinare al futuro questa memoria, cioè metterci nella condizione di promuovere iniziative, convegni culturali, il tema della bellezza culturale, cioè di fare in modo che la tradizione, che è la consegna, avvenga soprattutto nelle persone che sono, ma soprattutto verso i giovani. Allora il tema di fondo, l'ho detto anche molto spesso qua, cioè il tema di una nuova alleanza
proprio educativa tra i vari soggetti, dalla famiglia alla scuola, alle agenzie della comunicazione, a tutti coloro che si muovono, penso a tutto quello che si muove nel campo, e qui c'è l'elogio, tutto quello che si muove nel campo del volontariato, che si spende quotidianamente. Nonostante questi messaggi c'è qualcuno che dice guardate che la vita in pienezza, la vita che ha senso è questa. Allora su questa linea io dico sì, oggi la speranza non è che è una virtù che si educa a scuola, ti educo alla speranza. La speranza è contagio di passione, di vita, di considerazione, di futuro, di voglia di intraprendere, non di restare fermi perché c'è un banale ottimismo, tanto andrà bene, l'abbiamo visto al tempo di Covid, no, andrà tutto bene, no, il tema in fondo è che non siamo cambiati, dobbiamo cambiare ora, proprio di fronte a queste sfide. Sì, andrà tutto bene perché i grandi della terra hanno preso paura di morire, allora hanno messo i soldi, ecco, sono arrivati i vaccini, la ricerca ha fatto squadra, ma dottor Cartolari, cosa dice lei che cerca invece di guarire, di migliorare la qualità della vita rispetto a questi morti che vediamo tutti i giorni, a questi medici che rischiano la propria vita pur di aiutare? Come vedete queste situazioni? Voi che cercate in tutte le maniere di dare ancora speranza, sperare ancora di riuscire a farcela, a combattere queste tremende patologie che abbiamo, una è il cancro ad esempio. Prego. Io mi occupo di ricerca e quindi ovviamente posso rispondere solamente su quello che è la ricerca scientifica. La ricerca scientifica ovviamente costa e quindi io vorrei fare un appello a questo punto veramente importante a ciò che tutti noi ci diamo da fare per trovare dei nuovi volontari, perché attraverso i volontari si riesce poi a raccogliere quei fondi che servono per la ricerca scientifica secondo quei parametri che ho dato prima. Per cui se posso vi darei il numero di telefono della nostra sede presso il quale ogni volontario che ci ascolta può telefonare e telefonando magari troverà spazio per poter partecipare con nuove attività di piazza. Voi sapete che noi facciamo la zalea della ricerca a primavera, poi quando arriviamo ad autunno abbiamo i cioccolatini della ricerca per poi arrivare all'inverno successivo con le arance, che sono le 3 attività principali che facciamo in Veneto con i volontari. Per cui io vi darei il numero di AIRC Comitato Veneto, che è 045 82 50 234, per cui se qualcuno che sta ascoltando avesse voglia di partecipare, avesse voglia di organizzare nel suo paese, nella sua frazione, dovunque, perché una cosa caratteristica di AIRC è che è molto distribuita sul territorio nazionale. Noi solamente in Veneto abbiamo almeno 2000 volontari fissi, inclusi ovviamente il sottoscritto ed altri che coordinano questa attività. Però telefonando trovate sempre qualcuno e se dite dove siete, noi siamo in grado di darvi il supporto per organizzare e poi alla fine ovviamente arrivare a quel famoso obiettivo di rendere il cancro curabile. È stato detto molto, quindi io non vorrei aggiungere altro e credo che questa è la cosa più importante. Può ripetere il numero? Sì, adesso glielo diciamo. Lo ripeto, 045 82 50 234. Ecco, se non l'avete scritto, non ve lo ricordate, questa sera su smartphone, domani mattina lo troverete guardando Sveglia Veneti su YouTube, perciò rimane, anche se non l'avete scritto. Invece per quanto riguarda i contatti con AIRC, ovviamente AIRC.it per tutti i progetti che sono in corso e anche per il rendiconto, che questa è un'altra cosa molto importante, il rendiconto dei 10 euro, dei 5 euro, dei 50 euro che vengono donati, perché noi siamo in grado di tracciare i 10 euro e dirvi cosa ne è stato di quei 10 euro. Credo che questo sia una delle cose più importanti che siamo riusciti a fare negli ultimi anni. Allora la ringrazio, comunque io l'AIRC lo so spesso ospite perché io invito queste associazioni, perché se non ci fossero dovremmo inventarle e perciò la ringrazio veramente, dottor Cartolari. Però io vorrei sapere anche l'uomo Cartolari, perché sì, lei fa questo, ma anche un uomo, una persona che vive la quotidianità, che vede, che sente. Ecco, che idea si è fatto? Della quotidianità, adesso io non vorrei entrare in argomenti che non sono di mia competenza. Dai, dottor Cartolari. Io nella vita attiva, oltre ad occuparmi adesso di AIRC, ho lavorato in azienda, in impresa,
quindi conosco perfettamente il mondo del lavoro con tutte le sue problematiche, con tutte le sue, tutti i suoi vantaggi e tutti i problemi che ci possono essere. Mi sono occupato di alimentazione, per cui sono in grado di dare dei suggerimenti per quanto riguarda l'alimentazione, perché mi sono occupato tutta la vita di nutrizione nel mondo del lavoro dove mi sono occupato di questo, e quindi adesso da pensionato, perché io sono un pensionato, e a questo punto faccio l'attività delle persone, probabilmente delle persone che ci ascoltano, dando suggerimenti di ovviamente avere, ripeto, una buona attività fisica, perché una delle cose che ci complica la vita è di fermarci sempre di più, e quindi è meglio avere una buona attività fisica, prevenire attraverso l'alimentazione, cioè tutte quelle cose che noi possiamo tenere sotto controllo. E per il resto l'uomo Cartolari cerca di arrivare a questo obiettivo in questo momento, che per me è molto importante, di dare il massimo contributo alla ricerca scientifica. Grazie, veramente grazie, infatti ha detto quello che volevo, cosa bisogna anche fare, che la nutrizione è fondamentale e l'attività fisica. Abbiamo Graziano da Marcon, vai Graziano. Pronto, ciao Mirella. Allora, negli anni 80 con Radio Gamma 5 c'era Don Albino Bizzotto e abbiamo fatto le marce della pace, Vicenza, Longare, che c'erano le testate nucleari. E dopo abbiamo manifestato in Piazza San Marco, Piazza Ferretto, che ti hanno caricato e hanno messo il territorio denuclearizzato sul Ponte della Libertà e anche per la guerra del Libano a quegli anni. Adesso tutto va bene, oltre che la pandemia c'è anche la guerra tra Ucraina e Israele, Palestina e via vai, e Iran. E bisogna tenere duro. Grazie Graziano, la riflessione di Graziano, prego Boato. Intanto quelle marce per Longare, perché c'ero anch'io, 1980, è servita perché hanno tolto le testate nucleari in quella base nucleare, che erano testate nucleari di secondo livello, diciamo, però le hanno tolte, lì non ci sono più. Rimangono questi due enormi buboni che è Aviano e Ghedi. Aviano ce l'abbiamo qui a pochi chilometri ed è veramente il rischio, io lo continuo a dire a tutti, è il rischio più grande che abbiamo qui in Italia. Cioè, se succede che per caso scoppia qualcosa di più di quello che sta scoppiando, che è già tanto, e qualcuno decide di fare qualche cattiveria all'Italia, il primo obiettivo che colpiscono è Aviano. Questa cosa noi dobbiamo capirla, perché queste testate che sono lì a Pordenone, insomma, no? Non sono utili all'Italia, sono una cosa che ci fa solo danno, perché in realtà, tra l'altro, il tempo di caricarle, mi hanno spiegato, è talmente lungo, perché sono sotterranee, devono mettere tale per cui se uno decide di bloccarlo nel giro di 10 minuti è finita, ma non servono a nulla a noi, perché non è noi che abbiamo da difendere chissà quale confine del nord-est, che non c'è più. Io lo dico perché le popolazioni del Friuli e del Veneto devono preoccuparsi di più del fatto che stiamo, come diceva Papa Francesco, in una situazione pazzesca di terza guerra mondiale a pezzi. Avete visto che dopo l'una e dopo l'altra adesso è arrivata la terza pezzo, l'Iran, e prima c'è stata la Libia, tutto attorno all'Italia. Noi dobbiamo preoccuparci di questo, altro che riarmo, noi dobbiamo cambiare politica completamente. C'è l'ex direttore dell'Avvenire, Tarquinio, che l'ho ascoltato l'altro giorno a Mestre, che è europarlamentare adesso, che è praticamente l'unico dei parlamentari europei che dice queste cose, dei parlamentari europei italiani intendo dire, non so, che signori, dobbiamo cambiare politica, dobbiamo diventare quella cosa che, attenzione perché c'era, che negli anni 70-80 era Nasser,
Nehru, cioè il terzo polo, quello che si mette lì per dire non facciamo la guerra. Quei due personaggi, Nasser egiziano e Nehru indiano, hanno contato moltissimo, ahimè poi loro sono morti e la loro eredità sembra scomparsa totalmente. Ma secondo Boato c'è la volontà in un futuro anche molto vicino di sedersi attorno ad un tavolo e iniziare a parlare di pace, oppure secondo me l'obiettivo è il riarmo? Il riarmo che veramente fa diventare forti paesi anche al momento deboli. Citiamo la Germania, tanto a caso. Certo. Allora, questo business, possibile che non si riesca a capire che quanto può durare, che bene può fare, ma l'umanità è un'altra cosa, la comunità è un'altra cosa, dove vuoi arrivare? Noi abbiamo visto che alla fine si sono fatte le guerre, ma il ribaltone non è arrivato per la pace, sono arrivati ancora dittatori. Come diceva Brecht, quando fai le guerre sono tutti perdenti, nessuno vince, perché i milioni di morti della prima guerra mondiale si sono moltiplicati per 4 nella seconda. Prima erano solo soldati, poi sono diventati quasi solo civili, perché i bombardamenti, no? Ricordiamoci qui a Treviso, a Mestre, eccetera. E adesso è sempre peggio, insomma, pensiamo a Gaza, è sempre peggio. Allora noi non possiamo dire, l'ha detto l'altro giorno Zaia, anche questa è economia, cioè fare addirittura una trasformazione delle nostre industrie in industrie di armi. Sta succedendo a Castelfranco in questo momento, sta succedendo in un altro paese del Trevigiano. Voglio dire, noi non possiamo prendere questa strada, dobbiamo prendere la strada opposta e dice ma è possibile? Certo che è possibile. Ho fatto gli esempi, c'è stato un periodo in cui mentre Russia e America si facevano la cagnetta e facevano anche delle guerre locali per farsela, come il Vietnam, per capirci, c'è stata una grande parte del mondo che ha seguito questo polo terzo polo indipendente, no? Ho fatto l'esempio dell'India, dell'Egitto, ma erano tanti paesi, moltissimi paesi africani, eccetera. Perché non prendere questa strada? L'Europa faccia lei il perno di questa proposta, e invece, ahimè, abbiamo questa proposta degli 800 miliardi per il riarmo. Io non capisco veramente dove si voglia andare. Diceva Gandhi, occhio per occhio siamo tutti ciechi. È questo che sta succedendo. Allora, professor Zabotti, come commenta, come riflette su quello che abbiamo sentito anche dal professor Boato? Io sto intanto ricordando giustamente i beati costruttori di pace, no? L'Arena con Giovanni Paolo II a suo tempo ancora, e quindi Papa questa storia. E Papa Francesco anche. Appunto, partita addirittura 40 anni fa nella visita, e come a dire che anche questa regione, volevo sottolineare, ha una storia, una sensibilità molto forte, molto motivata e partecipativa rispetto al tema della pace. C'è la considerazione purtroppo delle due grandi superpotenze citate, guarda caso Russia e America, che si trovano oggi con leadership che sono diventate aggressive. Cioè, punto. Se fino all'altro giorno, fino a qualche tempo fa, noi li pensavamo, come dire, in qualche modo riferiti a conflitti, quindi zone di influenza, oggi sono loro stesse che portano avanti politiche, penso, no? Qualcuno cambiando ogni giorno idea o sovrapponendo continuamente messaggi, come in caso dell'America, ma in caso della Russia anche proprio politiche, guerre di espansione, di aggressione. Quindi c'è questo dato di realismo inconfutabile, cioè noi ci troviamo in questa situazione, quindi anche tradizionalmente rispetto alle alleanze con meccanismi non da poco. Il problema c'è una leadership che in giro, qua giustamente Boato citava prima i Nehru e i Nasser e le figure come Sadat, cioè parlo di persone, o i famosi accordi di Camp David, a un certo punto c'erano figure che avevano a cuore non solo il tema della loro identità, delle loro popolazioni, ma avevano a cuore il senso del bene comune, della pace di interi territori. Quindi, come a dire, c'è un dato purtroppo che oggi noi rileviamo, e io lo rilevo sia nel caso delle diplomazie nazionali ma anche delle organizzazioni internazionali, cioè della serie l'ONU che in questo momento qua non riesce a mettere in campo una politica che sia il povero segretario dell'ONU grida nel deserto, che costringa, quindi meccanismi interni o no,
qua ci troviamo di fronte a situazioni in cui le famose realtà supernazionali che dovrebbero in qualche modo influenzare, no, i meccanismi si ritrovano invece inerti. Però noi ci ritroviamo l'ONU che non conta niente, l'Europa che non conta niente, il diritto internazionale che non esiste più, è stato calpestato, e questi potenti della terra che se ne infischiano, ma veramente se ne infischiano di tutto e vanno avanti per la loro strada. E stiamo aspettando la Cina che occupi l'isola, come si chiama? Taiwan. Di Taiwan, stiamo aspettando quella perché è imminente anche quella. E lì... Ma non c'è boato che ci sia un disegno ben preciso che noi non conosciamo per dividersi questa parte di territorio, di mondo, ecco, all'insaputa di quelli che siamo noi, e che loro hanno deciso ci sarà la famosa torta e ogni pezzo verrà deciso tra questi grandi della terra? L'accordo ancora non c'è, ma è chiaro che il gioco è quello, è un gioco di 4-3, in questo momento 3, perché c'è Russia, America e Cina. Può esserci un quarto se esplode il Brasile, ma non mi pare che abbia voglia di farlo, perché le potenze queste potevano essere. È un gioco di cui tutti noi rimettiamo, ma è un suicidio, perché tu quando mandi le bombe nucleari non hanno mica confine, la radioattività arriva, ricordiamoci, Chernobyl esplodeva in Russia ma arrivava in Svezia, insomma. È arrivata da noi. È arrivata da noi, in Friuli, nel Veneto. Certo. E non si è mai saputo niente. Allora, dottor Cartolari, cosa dice l'inquinamento, la radioattività? Sono pericoli imminenti, lei dice è pensionato, ma penso che anche lei abbia piacere, ecco, di vedere un futuro anche diverso anche per lei, ecco, per gli studi che ha fatto, per l'inquinamento che tutti cerchiamo di combattere, ma che alla fine poi vediamo cosa succede. Ecco, la nonnina non può annaffiare i fiori perché c'è poca acqua e poi facciamo la pista da bob, cioè capite come siamo messi. Prego, dottor Cartolari. No, io su questo, scusate, ma io confesso la mia incompetenza, non posso pronunciarmi in una materia che non conosco. L'inquinamento, penso che sappia cosa vuol dire inquinamento. L'ha toccato con mano l'inquinamento lo osserviamo tutti i giorni. Io credo che ci siano delle norme, se si sta nelle norme che ci vengono imposte, perché la norma è un'imposizione, probabilmente l'inquinamento dovrebbe ridursi. In realtà, siccome ci sono molte persone che delle norme non le seguono, ma questa è una mia opinione personale, io sono qui per parlare di ricerca di nuovo. Pesticidi, professore, prima Boato parlava di pesticidi, cosa ne pensa lei dei pesticidi? Ma i pesticidi è stata la mia materia per 30 anni, non vorrei entrare in questa materia dove io conosco perfettamente tutti gli allegati che sono stati distribuiti a livello mondo da OMS a EFSA, a tutte le organizzazioni mondiali. Ci sono delle regole, se si seguono le regole va bene, tutto qui. Ma non volevo entrare in questo merito. No, non lo faccio entrare, però è giusto anche capire, perché mi sembra che la nutrizione arriva anche da quello che si mangia, e quello che si mangia, ecco, vediamo che ci sono anche i pesticidi, che uno voglia dire sì o no, però mi sembra che i pesticidi non sono necessariamente dannosi, i pesticidi aiutano a risolvere il problema della fame del mondo, non sono necessariamente dannosi, ma ripeto, non mi porti in un argomento non la faccio, penso che siano domande normali, visto che abbiamo parlato di nutrizione, va bene. Comunque quello che volevo anche capire, Boato, è cosa ci si aspetta nel futuro, perché bisogna anche avere il coraggio di parlare a volte, di dire quello che si pensa. Titolo sperare ancora. Sperare ancora. Perché ho il terrore che quando faccio spesso delle conferenze sia con adulti che con ragazzi delle medie e dico i problemi, mi fermo a un certo punto e svolto su quella linea lì, perché altrimenti ci terrorizziamo e ci blocchiamo. È vero che bisogna darci insomma una svolta quasi volontaria, no? Diciamo sì, la ragione ci porterebbe a dire siamo veramente alla frutta, la frutta nel senso alla fine, e invece no, perché i ragazzi, i giovani hanno diritto ad avere un futuro e devono riuscire a rispondere a questi problemi. Devono, e io sono assolutamente d'accordo che a un certo punto non l'ottimismo stupido, quello che non sa cosa sta succedendo, ma la speranza di uno che vuole cambiare le cose, questo sì. Ma c'è molta
paura, c'è ritrosia, lo abbiamo anche sentito adesso, di parlare, di mettersi in prima linea, di dire quello che si pensa. Ecco, viviamo questo, c'è anche un profondo nord, non c'è solo un profondo sud che ha paura di esporsi, che ha paura di dire quello che pensa, e invece bisogna iniziare a parlare, a discutere. Ad Aviano stesso. Io conoscevo l'assessore comunale di Aviano in passato, una giunta che avrebbe dovuto mettere molti paletti su, e invece il fatto che arrivano dei soldi, che sai c'è un giro di famiglie, fa sì che questa cosa qua viene vista come una bella opportunità. Ma ragazzi, sarà anche una bella opportunità, ma finché sotto lì ci sono 80 testate nucleari non è una bella opportunità. Stiamoci attenti a questa cosa. Perciò bisogna veramente che la verità venga messa in prima linea. La verità, come diceva Gandhi, no? La forza della verità, il Satyagraha, questa è la cosa principale. Allora io volevo leggere anche questa lettera che mi è arrivata questa mattina dal professor Baschirotto, Malattie rare, tanto per capire che bisogna anche avere il coraggio di dire quello che si pensa e parlarne, non fare come gli struzzi, il quale mi scrive: il figlio che Mauro Baschirotto, che è mancato da una malattia rara. Appunto lui si riferisce a Mauro. Allora, dicono che sia morto a Trieste il 19 giugno 1987, giorno speciale, unico, indimenticabile. Mauro, seguendo la volontà di Dio, ci ha consegnato la sua carne, debole, ricca e condizionata dalle malattie, per proseguire la sua speciale esistenza nell'infinito, al di sopra delle cose materiali terrene. Per noi genitori sembra evento avvenuto ieri, forse perché ha sempre presenziato e indirizzato il nostro agire, sostenendoci anche nella dolorosissima perdita fisica. Mauro ci ha insegnato come aiutare chi ha una malattia rara, indirizzandoci per la giusta strada, quella della ricerca scientifica, produrre nuove conoscenze, andare oltre l'orizzonte di ieri, raggiungere nuovi traguardi. Ci ha stimolato a sognare, progettare e continuare questa storia lunga, data storica. In noi ha cominciato a germogliare il seme della solidarietà, 19 giugno 87, alimentato da un venticello sussurrante: non abbiate paura, non abbiate paura, alimentando e sviluppando la fiammella dell'aiuto ai giovani con gravi patologie rare. Forse Mauro è nato abbracciando la sorella, malattia rara, terribile sorella, costringendolo a portare una croce non voluta, come il Cireneo ad essere crocifisso a 16 anni, proprio per obbligarci a camminare a fianco ad altri portatori di croci, non volute, tantomeno desiderate. Speriamo che il buon Dio, con l'intercessione di Madre Speranza e l'aiuto di Mauro, ci illumini il percorso che ancora ci rimane da fare. La nostra candela è la terapia genica. La candela porta luce, illumina il buio, facilita intravedere e scoprire gli angoli più nascosti e oscuri. Il ricercatore è un nomade scientifico, va alla ricerca di zone inesplorate, individuando eventuali nuovi spazi di intervento. Proprio la genetica offre questa grande possibilità, il nuovo universo da esplorare per curare le malattie rare. Io ringrazio questa famiglia, il professor Baschirotto con la moglie, per avere il coraggio veramente di andare avanti nonostante le forti pressioni che hanno avuto. Finisco e poi do la parola, ma soprattutto li ringrazio per essere sempre nel pezzo, che continuare nonostante anche questi investimenti nella ricerca e nelle malattie rare sono molto esigui rispetto a quelli che dovrebbero essere. Allora, chi vuole intervenire? Volevo dire una cosa, spesso c'è scetticismo sul fatto che serva. C'è scetticismo, ma queste ricerche devo ricordare sul Parkinson, perché sono le cose che io ho vissuto in famiglia, eccetera, e sulla sclerosi multipla, che i passi sono stati da gigante, da gigante. Cioè persone col Parkinson che prima a 40 anni erano finite, adesso tranquillamente arrivano ai 70, agli 80, con qualche problema, ma qualche problema. E lo stesso la sclerosi multipla. Questa era la prima cosa. La seconda, mio figlio e sua moglie sono tutti e due ricercatori di terapie
transgeniche, tutti e due di neuroscienze, sono dovute andare a lavorare negli Stati Uniti però, perché qui non c'è stato nulla da fare, non hanno trovato in Italia un posto dove lavorare. Allora, il professor Baschirotto e la moglie con questa fondazione avevano presentato un progetto, una ricerca eccezionale, non è stata accolta in Italia, hanno vinto il premio e la borsa di studio in America. Tanto per capire come funziona, perché è giusto dire le cose come stanno. L'America le ha premiato questo istituto e l'Italia l'aveva bocciato. Ma allora che messaggio arriva ai giovani, professor Zabotti? Allora, su questo posso dire, nel segno dello sperare ancora, io cito alcuni esempi per cui dire sperare ancora. Abbiamo parlato delle malattie tumorali, no? Io porto l'esempio dell'associazione della Fondazione Renzo e Pia Fiorotti. Sì, che ho avuto ospite proprio poco tempo fa. Ecco qua. Nasce da un dolore innocente infinito, no? La moglie e il figlio muoiono e in quel momento lì, quello che poi è diventato il fondatore, diventa il marito e padre, diventa l'animatore, il primo promotore di questa associazione, che vuol dire competenze, sensibilità, volontariato, medici, infermieri, operatori, tutti legati a mobilitare un territorio sul tema della prevenzione e della cura. Aggiungo un altro elemento, cioè proprio su questo, io là, anche nelle storie che ho aggiunto in questa seconda edizione, ho detto onore a chi si prende cura, perché sta passando un messaggio, è stato detto prima, per cui proprio coloro che con la ricerca, con l'assistenza, con la medicina, con l'intervento chirurgico, sono quotidianamente sul pezzo della malattia, e addirittura c'è una frangia di popolazione che mette a repentaglio la loro vita, e credo che questa sia una questione di civiltà che il nostro Paese deve affrontare e risolvere, perché non è pensabile che questi medici, che per loro, io dico sempre, è una missione più che un dato ulteriore, no, rispetto alle loro semplicemente competenze e professione, possano fare questo. Dico un esempio in più per dire le persone che da dolori infiniti sono riusciti a mettere in campo esperienze di dedizione di bene comune. Io parlo della fondazione Grenfell Love, l'ho citata là, no? Per Marco e Gloria, morti nel famoso incendio della torre Grenfell a Londra. I genitori già un anno dopo, loro sono morti il 14 giugno del 17, già nel 18, loro sono i Sastino di Lenza, i genitori di Marco e Gottardi, i cari amici, perché hanno dato il premio Tognolo nel 2019, cosa hanno fatto? Hanno fatto nascere una fondazione per i giovani, perché le persone delle superiori o comunque giovani architetti laureati fossero tutti messi nella condizione di avere quei sostegni che garantiscono a loro di fare l'esperienza all'estero, ma di tornare in Italia, perché questo è il senso. Se esisterà ancora l'Italia, visto le frane che abbiamo. Allora dico, c'è ancora la logica del dono, no? Certo. Del dare ancora, ma parte dal basso ancora una volta, per essere stimolo, provocazione forte, dico, a un'idea della politica che torni a fare bene il suo mestiere. Allora andiamo a vedere poi, e chiudiamo perché ormai siamo proprio in chiusura, questa frana Borca di Cadore, cosa ne pensa Michele Boato? Se ne parla. Sono le immagini girate dall'alto dall'elicottero Drago dei Vigili del Fuoco a circoscrivere il fronte dell'emergenza, a raccontare di una strage sfiorata ai piedi dell'Antelao, con un fiume di fango, massi e detriti che ha letteralmente sommerso il cuore della frazione di Cancia, uno scenario lunare, quello che si sono trovati davanti i residenti e soccorritori, che ha portato alla chiusura della strada statale 51 di Alemagna, isolando Cortina e paesi limitrofi dal resto della Valle del Boite, una frana storica che si è riaperta poco dopo le 11 di sera a seguito di un nubifragio violentissimo. Erano quasi le 11:30, in poche parole proprio il rumore della frana venire giù. Noi abitiamo qua al piano terra e ci siamo affacciati e purtroppo abbiamo visto tutto questo che vedete e siamo scappati fortunatamente al piano di sopra. La casa non ha danni, per fortuna noi non abbiamo avuto acqua in casa, ha girato solo intorno, però sì, è stato un bel trauma, un bello spavento. Da ieri sera alle 11:30 siamo non mai andati a dormire, abbiamo cercato di pulire subito perché come vedete questa cosa è, se si asciuga è intoglibile, è un disastro. Una corsa contro il tempo. Sì, se vuoi tenere le cose un po' decenti, sì, poi piove di nuovo e bisogna tenere il più pulito possibile, che se dovesse venire speriamo di no qualcos'altro giù, siamo
più preparati, insomma almeno è tutto pulito. Almeno 3 le colate detritiche che si sono sviluppate a valle, mentre in quota così si presenta la briglia di tecnologia nipponica alta 10 metri progettata dalla provincia per distruggersi nel caso di frana e dissiparne l'energia. Distrutta è distrutta, ma tanti massi sono comunque caduti e andati oltre, rotolando giù inesorabilmente. Diverse le auto rimaste intrappolate nella morsa del fango. C'è chi, come Michele, ha deciso di lasciare la propria abitazione, ingentissimi danni. Il tempo sta peggiorando e ci hanno avvertito comunque che non è sicuro stare con questo tempo, e quindi quando incominciava a piovere dovevamo andare via, ecco. E allora torneremo domani sperando che sia meglio il tempo. Avevamo una macchina, un furgone, e una macchina non si trova più, il furgone spunta e si vede il tetto, ecco. La memoria collettiva è subito andata a quella maledetta notte del luglio 2009, quando una frana simile, ma forse meno potente, travolse la villetta di Giovanna Belfi, 82 anni, e del figlio Adriano Zanetti, 63, uccidendoli. Da allora numerosi gli interventi, capofila alla provincia. C'è chi dice che non hanno funzionato, chi invece afferma che sono serviti a evitare il peggio, e non manca la polemica. Altro capitolo il sistema d'allarme, che non avrebbe funzionato correttamente. La sirena è stata udita quando il fango era già ovunque. Noi a casa non l'abbiamo proprio sentito, l'abbiamo sentito dopo, quando eravamo già fuori di casa. Quindi l'allarme, adesso non lo so se doveva partire prima o cosa, però non mi dicono che non ha suonato. Noi non l'abbiamo sentito solo dopo che la frana era già scesa. A Cancia si è sparato senza soluzione di continuità. Tutti si sono tirati sulle maniche. Sul posto il presidente della provincia di Belluno Roberto Padrin e l'assessore regionale Giampaolo Bottaccin, che torna ai giorni difficili del 2009. Fino al 2009 questa frana era di competenza della regione, poi ci fu un evento in luglio del 2009, provocò 2 vittime, io ero presidente della provincia, il comitato frazionale chiese che se ne occupasse la provincia e quindi la regione affidò alla provincia la competenza su questa frana. Da allora la frana è stata gestita dalla provincia e quindi io sono qui come assessore della protezione civile per dare supporto di protezione civile al sindaco. Ovviamente sulla frana, sugli interventi che sono stati realizzati non sono in grado di dare nessun tipo di giudizio o opinione. Nel primo pomeriggio ancora pioggia e nuovo allarme. Questo angolo di Cadore resta senza pace. Andiamo anche a montare contemporaneamente il dove eravamo. Allora, Michele Boato sta sussurrando, ecco, dei ricordi che ha. Come commentiamo questo servizio e il futuro cosa prevederà? Di questo problema se ne sapeva già 40 anni fa. Mi ricordo che era uno dei punti, però bisogna avere la scienza e il coraggio. Faccio l'esempio perché voglio parlare di un caso che ho conosciuto. La più grande frana d'Europa era quella che premeva sulla Mosano di Chiesta al Pago, 12 milioni di tonnellate che venivano giù dal monte. Ebbene, facevano blocchi di cemento. Quei blocchi di cemento era aria fritta, perché quando vengono giù 12 milioni di tonnellate spazzano via qualsiasi blocco di cemento che metti. E lì bisognava intercettare l'acqua che quando scendeva, se pioveva faceva scendere la frana. Ebbene, quella volta, siamo nel 1993, quella volta un bravissimo ingegnere del Genio Civile di Belluno viene da me, ero assessore regionale, e mi dice: c'è il modo, intercettiamo l'acqua con una galleria e quell'acqua la portiamo a fare l'acquedotto di Tambre, facciamo energia elettrica. Abbiamo addirittura 2 fatti positivi. Attenzione, nessuno dei 3 assessori bellunesi che c'erano in giunta con me hanno voluto prendersi la responsabilità di firmare quella delibera. Io, che non ero della protezione civile, avevo l'ambiente, l'ho firmata io a rischio. Sono andati addirittura sul giornale a dire: sì, ma questa cosa l'ha voluta fare l'assessore Boato, per dire che poi se non funziona era colpa mia. Invece ha funzionato, perché quella frana si è fermata. Potete sentirlo benissimo dagli abitanti di Chiesta del Pago, dal sindaco, che stavano anche organizzando un convegno per ricordarsi questo, non ricordandosi che avevo fatto questa cosa, pensando ad altre cose forse. Bene, lì è un modo
c'era il geologo bravissimo, Semenza, il figlio del delinquente del Vajont, il figlio che non era per nulla delinquente, che aveva invece capito che bisognava difendere l'ambiente, c'era questo ingegnere di cui non mi ricordo il nome, di Belluno, e c'era un assessore, che ero io in quel caso, che firmava. Se tu hai insieme, cioè la scienza e il coraggio, queste cose le puoi affrontare. E attenzione, bisogna spostare i soldi dalla parte giusta, perché anche lì erano lire, ma ci sono voluti 2 miliardi di lire quella volta, e sono venuti dallo Stato, perché tu avevi la possibilità, se però la lasciavi lì perché non avevi il coraggio, li buttavi via quei 2 miliardi. Questo sta a dire che molto spesso dietro a dei fatti che si dicono non prevedibili, imprevedibili, non è vero, è mancanza o di scienza o è di coraggio. Allora questo terra e acqua è il momento di farsi sentire. Cosa dice Boato? Il referendum mi sembra che non abbia dato dei risultati per voler di farsi sentire, però, ma io non partecipo, prego. No, questo è contro le guerre, perché sabato prossimo a Roma, ma in tutte le capitali di quasi tutto il mondo, ci sono delle iniziative molto grandi. In America saranno enormi. Saranno proprio enormi. Enormi vuol dire milioni di persone che dicono, in questo caso a Trump, ma purtroppo in Russia non lo possono fare perché sennò li arrestano tutti, di dire basta. Ma io direi che anche noi dobbiamo farci sentire, Boato, non solo anche noi italiani. Noi stiamo facendo dei pullman per portare la gente domenica, sabato 21, dopodomani a Roma, perché sarà una cosa grossa, vedrete sui giornali, non sarà una cosa grossa. Ma quello che giustamente mi ricordi, che ho anche accennato prima, ricordiamoci della nostra regione, perché è una regione che noi dobbiamo dare l'esempio della svolta, dare l'esempio, come è stato ricordato già con le fondazioni dette prima. Allora Marco Zabotti, il professor Zabotti, come ci saluta, con quale messaggio? Ricordiamo anche il libro Sperare ancora, ecco qua rivediamo la copertina, prego. Speranza, assolutamente, cioè come dire, anche oggi, guardando la drammaticità dei temi che abbiamo, no? Dell'esperienza quotidiana, ma in generale della nostra comunità, tanto più internazionale, è un ripartire ancora una volta da noi stessi, ma non con l'idea che andiamo ciascuno per la propria parte in maniera individualistica, ma un ripartire da noi stessi con energia, con prospettiva, con visione, con voglia di comunicare, con relazioni buone, con la voglia di mettere in campo qualcosa che cambi l'assetto delle nostre vite. Questo è l'impegno. È l'impegno che dobbiamo assumerci come adulti, ma soprattutto è una proiezione grande. I giovani oggi capiscono se ci sono persone che vogliono bene. Questo è il tema. Quindi pienezza di vita e pienezza di senso. Ringrazio anche il dottor Antonio Maria Cartolari, presidente AIRC, Associazione Italiana Ricerca sul Cancro, di essere stato con noi. Grazie ai miei ospiti. Pubblicità. Presento altri 2 graditi ospiti. Abbiamo Sergio Leonardi, presidente AIL, Associazione Italiana Leucemie di Treviso. Grazie Presidente di essere qua, assieme a Massimo Possamai per AIL, Associazione Italiana Leucemie. Allora, quello che vogliamo capire, Presidente, com'è la situazione. Questa mattina siamo partiti col professor Adolfo Favaretto, direttore oncologia medica di Treviso, abbiamo avuto il dottor Giovanni Leoni che ha fatto fatica a collegarsi, presidente Federazione CIMMO, che sono i medici, abbiamo avuto l'Università della Terza Età, però quello che vogliamo capire è quanto importante è la ricerca anche per voi, impegnarsi tutti assieme per la ricerca e soprattutto ecco, questo poco sentire da parte della politica di investire nella ricerca. Com'è la situazione, Presidente Leonardi? Allora, per quanto riguarda le malattie, intanto buongiorno a tutti, grazie a Mirella per averci ospitato oggi e un buongiorno a tutti i telespettatori che ci stanno seguendo. Per quanto riguarda AIL Treviso, ha messo proprio nella sua mission principale il finanziamento e la ricerca. Stiamo attualmente finanziando 12 progetti di ricerca, sono progetti che cercano di trovare le nuove terapie, prevalentemente quelle immunologiche adesso. Si sta lavorando molto sulle CAR-T, che è una delle nuove forme di terapia per il linfoma soprattutto, quindi raccogliere i linfociti, rinforzarli e poi reintrodurli al malato in modo che possa autoguarirsi con i suoi stessi globuli bianchi. 12 progetti di ricerca, dicevo, che stiamo finanziando con Luce di Treviso,
l'Università di Padova, lo IOV di Castelfranco, l'IRST di Mendola, il GIMEMA di Roma, ecco, tutti progetti appunto che sono finalizzati a promuovere e ricercare nuove terapie. Le cause delle leucemie sono multifattoriali, quindi credo che ci vorrebbe un investimento mondiale da parte della politica per far sì che le cause vengano risolte attraverso l'inquinamento, attraverso tutta una serie di fattori, lo stile di vita, eccetera, quindi sarà difficile debellare le cause, però cerchiamo con la ricerca di poter trovare nuove terapie. Per i bambini sappiamo che ultimamente, insomma, i dati ci forniscono anche dei numeri particolari, delle percentuali di guarigione molto interessanti, perché si arriva al 90%, in alcuni casi al 95% di guarigione nei bambini, un po' meno per gli adulti, ecco, ma il nostro obiettivo è che le malattie ematologiche, quindi le leucemie, i linfomi, il mieloma, possono trovare la guarigione al 100%. Allora, Massimo Possamai, associazione sempre italiana leucemie, questa Aosta-Roma camminata franchigena cosa vorrà dire? Che segnale volete dare? Prego. Ma il progetto, che si chiama Il Massimo Cammino, è nato proprio per, rimanendo in tema, cercare di raccogliere fondi per la ricerca. E il progetto è molto semplice alla fine, nel senso che si trattava semplicemente di una passeggiata, soltanto che una passeggiata di quasi 1000 chilometri, e divisa in 41 tappe. Al termine di ogni tappa ho mandato un breve resoconto della tappa stessa con alcune immagini, alcune foto, alcuni video, e tutta la gente che era interessata al progetto e che ci ha seguito durante appunto lo svolgimento di questa camminata ha poi contribuito con una donazione ad AIL Treviso appunto a supportare la ricerca contro le malattie oncologico-pediatriche. Quanto importante è la sensibilizzazione, far partecipare la comunità, capire l'importanza di questo progetto che aiuterà tante fragilità forse a riuscire a sopravvivere, perché le terapie sono fondamentali, la ricerca è fondamentale. Presidente. Beh, allora, Massimo ha fatto un lavoro, anche se la chiama una passeggiata, un lavoro interessantissimo, perché ha toccato un territorio molto ampio, ha incontrato sindaci, ha incontrato presidenti o volontari di AIL, ha incontrato molti cittadini che hanno fatto delle percorsi in parte con lui, ma soprattutto ha sensibilizzato un altissimo numero di persone attraverso la pagina Instagram e il podcast e WhatsApp. Ha fatto una sensibilizzazione molto ampia che io credo poi vada a macchia d'olio ad allargarsi per sensibilizzare verso il sostegno che possono dare ad AIL. Quindi ecco, io credo che il lavoro, la passeggiata che ha fatto Massimo ha questo valore, questo di portare su una fetta di popolazione sempre più ampia la sensibilità verso il sostegno a un'associazione come la nostra, che investe la maggior parte delle proprie somme raccolte per la ricerca, ma poi le borse di studio anche, perché sappiamo che molti strumenti che vengono utilizzati e molte terapie che servono per i malati, per le nuove terapie, hanno bisogno di biologi formati appositamente, di farmacisti, di trapiantisti, e quindi persone specializzate che possano sostenere le persone che sono ricoverate in ematologia o le persone che vengono trapiantate al nuovo centro trapianti del Midollo, che ha già fatto un buon numero di trapianti, perché credo che siamo, tra autologhi e urogenici, siamo attorno già agli 80 trapianti fatti a Treviso. Quindi ecco un lavoro importante che noi vogliamo assolutamente mantenere. La raccolta di Massimo, che è stata molto significativa, perché se possiamo dirlo, lasciamolo dire a Massimo dopo quanto sta raccogliendo, serviranno per sostenere ancora la ricerca oncoematologica, prevalentemente anche pediatrica, perché abbiamo anche su tutto il territorio di Treviso
AIL sta finanziando l'assistenza oncomatologica pediatrica con la pet therapy, con lo psicologo che arrivano alle famiglie oltre che in ospedale. Allora sentiamo anche Massimo Possamai, questo coinvolgimento delle persone per un bene comune poi alla fine, perché è questo l'obiettivo, aiutare chi è in difficoltà e aiutare la ricerca, perché mi sembra che la ricerca sia in forte difficoltà. Abbiamo sentito anche l'Associazione Italiana Ricercatori come stanno vivendo, un momento molto particolare. Secondo lei, Possamai, la politica dovrebbe avere una sensibilità diversa, dovrebbe partecipare di più, ma diciamo economicamente per la ricerca, per aiutare queste realtà, perché se non ci fossero queste donazioni forse tante vite non si salverebbero. Prego. Sì, assolutamente, naturalmente un maggior coinvolgimento da parte delle istituzioni sarebbe auspicabile e sarebbe naturalmente decisamente utile, anche perché per quella che è stata la mia esperienza, sia prima di partire, sia tutte le persone che ho incontrato durante il mio percorso, con le quali parlavo di questo progetto che è finalizzato appunto a sostenere la ricerca, tutti si dimostravano molto interessati, tutti si sono dimostrati molto sensibili all'argomento e al tema. Quindi molto probabilmente non c'è neanche la consapevolezza fino in fondo di quanto questi temi interessino l'opinione pubblica, interessino la gente, e è una cosa questa che viene troppo sottovalutata e viene sottovalutata anche naturalmente dalle istituzioni. Chiaro che nel mio piccolo, nel nostro piccolo, con AIL, con il nostro progetto, abbiamo comunque ad oggi già raccolto più di 6.500 euro, che per noi è un risultato enorme, mamma mia. Esattamente. Però naturalmente a livelli di politica appunto si potrebbe fare un lavoro enorme da questo punto di vista. Perché già avere anche il coraggio di dirlo, è inutile che continuiamo a girarci attorno, i problemi vanno spiegati, e soprattutto l'importanza dell'informazione tramite la comunicazione. Io ti incontro, quello che vogliamo fare col villaggio delle associazioni, perché tu non mi conosci, non sai, perché io dico sempre che siamo in tanti ma divisi, non siamo uniti, la politica lo sa, mentre se noi facciamo squadra, facciamo rete, i numeri contano in politica. Ecco l'importanza del volontariato, è questa, capire che ci siamo, che forse siamo riusciti anche nella pandemia a far capire l'importanza di questo mondo dell'associazionismo, del volontariato, dove mettevamo proprio a rischio la nostra vita pur di aiutare gli altri, portavamo le borse a casa, le medicine, vedevamo come stavano le persone, di cosa avevano bisogno. Però siamo troppo divisi, Presidente, lei lo sa come la penso, lo dico sempre alle riunioni, però finalmente sembra che questo villaggio delle associazioni abbia capito l'importanza di esserci, perché io dico sempre, una raccolta una volta si può fare per i Veneti, una volta si può fare per l'AIRC, una volta si può fare per l'AIL, cioè, ma tutti uniti. Ecco il messaggio che arriva, questa è la comunicazione. Non possiamo fare i soliti banchi nelle piazze, dietro il banco aspettare che la persona passi per dare il volantino, che poi quando vede, scusi, posso mai se lo dico, e anche Leonardi sa come la penso, va da un'altra parte per non essere fermata. Ecco, questo incontro lo dobbiamo capire, che dobbiamo farlo tutti assieme. Chi sei, cosa fai, come puoi aiutare, Presidente? Allora, lei Mirella citava la comunicazione, ecco, diciamo che sia per le nostre attività, cerchiamo di diffonderle utilizzando tutti i media possibili, anche per l'iniziativa di Massimo c'è stata data molto risalto nella stampa locale, anche qui da lei siamo venuti a presentarlo. Avrà anche un supporto informativo da parte di Famiglia Cristiana, perché è stato contattato anche da Famiglia Cristiana e uscirà un articolo prossima settimana. Un'altra cosa che volevo dire era che rispetto alla ricerca, il 21 di giugno, quindi sabato, c'è la giornata nazionale per la lotta contro la leucemia, il linfoma mieloma, una giornata in cui tutte le AIL promuovono l'iniziativa.
Allora, intanto che lo slogan, come si diceva, molte vite ricominciano dalla ricerca. Questo è lo slogan. Noi saremo a Villa Ca' Amata, Castelfranco Veneto, per la disponibilità appunto della proprietaria della villa, che ci ha messo a disposizione la sua location. Il dottor Gottardi, Michele Gottardi, che è il direttore dello IOVA di Castelfranco, terrà una relazione scientifica sulle cellule staminali sane, malate, ma anche cellule staminali come terapia, cioè le cellule staminali che possono guarire. Poi ci sarà Sofia Monegato, che è una talentuosa giovane promessa della musica, che ha partecipato a The Voice Kids con la Clerici, ecco, che ci darà un contributo musicale. E in più avremo la testimonianza di Alberto Toresan, che ha ricevuto un trapianto e che porterà la sua testimonianza in quell'occasione. Quindi invito tutti quelli che hanno piacere di partecipare. Sabato 21 alle 17 a Villa Ca' Amata, Castelfranco, c'è questo incontro per sensibilizzare nella giornata nazionale contro la leucemia. Allora, Massimo Possamai, un'altra cosa che vediamo e che fa molto male, che cerchiamo anche proprio di unire le forze per questo, è riuscire a far diventare volontari i giovani. Ne abbiamo pochi, tutte le associazioni sono in forte sofferenza, eppure sono anni che andiamo nelle scuole, sono anni che cerchiamo di far spiegare loro l'importanza del volontariato, però forse li intrighiamo poco, forse vogliono essere più protagonisti. Come possiamo fare anche queste passeggiate, queste camminate, forse riuscire a intrigarli, diventano loro il protagonista di quella giornata assieme ai loro amici? Qualcosa dobbiamo pure inventarci, perché abbiamo visto i risultati, non li abbiamo ottenuti, non lo dicono perfino gli alpini. Prego. Ma io credo che sia proprio il coinvolgimento la parola chiave, nel senso che se si rimane sulla mera lezioncina che viene fatta anche magari all'interno dell'ambito scolastico, non si ottengono grandissimi risultati. Se invece i ragazzi, come chiunque altro, comunque giovani e meno giovani, hanno la possibilità di toccare con mano, magari attraverso testimonianze dirette, con qualsiasi forma, magari facendo anche semplicemente una passeggiata piuttosto che visitando sedi delle associazioni, capendo realmente che cosa queste associazioni fanno, si riesce sicuramente a coinvolgere le persone facilmente. Io mi sono reso conto che parlando con le persone, non in 30 secondi, ma magari appunto le persone che incontravo lungo il cammino, camminandoci insieme, confrontandoci, tra l'altro molte, alcune, non molte per fortuna, ma alcune erano anche state toccate personalmente attraverso familiari, eccetera, eccetera, da patologie oncologiche, e di conseguenza si sono dimostrate ancora più interessate. Ma comunque in generale tutti, nessuno ha cambiato discorso velocemente o ha comunque manifestato disinteresse per l'argomento. Se posto nel modo giusto, secondo me, ma non soltanto per AIL ma per tutte le associazioni che fanno attività appunto di volontariato, se si riesce a spiegare che cosa si fa nel modo giusto, si ottengono anche dei risultati importanti. Allora, Presidente Leonardi, appunto, i giovani e questo mondo della ricerca dell'AIL, prego. Allora, intanto mi ha fatto riflettere, mi ha un po' anche commosso. Ieri c'è stato il primo esame di maturità per gli studenti delle superiori e metà degli studenti all'esame hanno scelto la traccia sul rispetto. Allora, che giovani, quindi di 17-18 anni, abbiano individuato in questa parola la possibilità di dare il proprio contributo di sensibilità, di attenzione verso il rispetto, che è una forma che noi pensiamo sia trascurata ormai, no? Perché quando vediamo tutta una serie di fenomeni che riguardano i giovani a volte siamo un po' sfiduciati, ecco. Questo mi ha veramente toccato il cuore, perché vuol dire che i giovani hanno la sensibilità, che molto probabilmente bisogna tirarla fuori, bisogna che noi adulti siamo capaci di coinvolgerli. Noi abbiamo appena concluso fine anno scolastico un progetto, ogni nodo è un dono,
scusate, ogni dono è un nodo, un progetto con gli istituti superiori. Abbiamo formato 31 peer educator che hanno portato la loro formazione di 18 ore che abbiamo fatto con loro a scuola, hanno portato a tutte le classi terze dell'Istituto Da Vinci, 31 giovani che sono venuti ai nostri gazebo a vendere le uova di Pasqua, 31 giovani che hanno portato donatori a donare cellule staminali, 31 giovani che hanno sensibilizzato la comunità di Treviso a donare le cellule staminali e il sangue, perché pensiamo che anche il dono del sangue è importante, che vengono il prossimo 21 qualcuno di questi ragazzi verrà a presentare a Caamata, a Castelfranco la giornata, perché li vogliamo tenere agganciati, non li vogliamo mollare. E quindi ecco, i giovani secondo me vanno coinvolti in percorsi formativi ma anche attivi, come diceva Massimo, dando loro fiducia e credendo nelle possibilità e nel potenziale che loro hanno, perché loro sono gli adulti di domani e noi dobbiamo prepararli a diventare degli adulti consapevoli, responsabili, solidali, capaci di cooperare, capaci di avere attenzione per la comunità. Dobbiamo farlo questo lavoro, quindi noi adulti abbiamo questa responsabilità. E penso di aver avuto proprio una vostra volontaria che ha detto che sono arrivati una giornata importante di donazioni, 20 ragazzi si sono presentati e 20 ragazzi sono diventati donatori. Allora capite l'importanza di quello che si diceva prima, Possamai, di non siamo più noi che dobbiamo andare là, sì qualche volta, ma sono loro che devono arrivare a vedere chi siamo, cosa facciamo, perché ognuno di noi ha la propria specificità. Tu dove ti intrighi di più? Cos'è che ti attira di più? Come mai la Croce Rossa ha così tanti giovani? Perché li intrigano, diventano protagonisti. Ecco, forse dobbiamo capire questo, che loro vogliono essere protagonisti, naturalmente accompagnati con gli addetti ai lavori che ci sono, che non mancano, dei seri professionisti, ma sono loro a dirigere il gioco. Cosa ne pensa Possamai? Assolutamente così, nel senso che, ripeto, la parola chiave secondo me è coinvolgimento, cioè se riusciamo a coinvolgerli naturalmente poi portano idee, portano entusiasmo. Su una cosa mi permetto di non essere d'accordissimo con Sergio, nel senso che sono gli adulti di oggi, non sono gli adulti di domani. Ormai sono degli adulti e bisogna che si prendano determinate responsabilità, perché le vogliono, come è giusto che sia, perché non sono più dei bambini e noi dobbiamo essere pronti a dargliele e di conseguenza a dargli la fiducia che si meritano. Sa Possamai, sono minimo 3-4 anni che dico che darei il voto ai sedicenni, come succede in tante parti d'Europa, perché forse hanno da dire più di quello che pensiamo, perché è facile dare loro il patentino, metterli su una strada, allora là li responsabilizziamo, responsabile anche quello che è la comunità, il coinvolgimento. Tu cosa vuoi dire? Ecco, perché io sono convinta che sono più svegli e preparati di quello che pensiamo. Perché dicono, ma non sono preparati. Allora io dico sempre, Leonardi, perché il settantenne, l'ottantenne o il quarantenne è preparato al voto, cioè capite, o al referendum, capite che ci sarebbe molto da capire. Andiamo a vedere, allora, visto che abbiamo parlato di esami di maturità, andiamo a Padova, esami di maturità, ragazzi. Qualcuno la notte ha festeggiato, altri meno. Tutti erano puntuali alla lettura delle tracce d'esame della prima prova scritta, tracce promosse per questa maturità 2025. È andata bene, io ho fatto la 2, che era quella su il Gattopardo, e è andata molto bene, ho finito un po' prima, però mi sento sicura riguardo al tema. Eri partita proprio per scegliere questo tema di tipo letterario? No, io ero partita con l'idea di fare la B, però leggendo le tracce e vedendo il Gattopardo mi sono sentita più sicura, visto che è uno dei miei testi preferiti. Insomma, ero un po' agitata e ero molto indecisa sulle tracce, però ho scelto la B1, che era quella su il discorso che Roosevelt ha fatto con il progetto, il piano New Deal. Come le ha trovate, se dovesse dare un voto alle tracce? 8. Penso sia andata bene, ho scritto 2 fogli quasi protocollo. Quale traccia hai scelto? Ho scelto la B2, che è un testo argomentativo. Su quale tema?
E allora il termine del rispetto e di com'è oggi. Penso bene, credo di aver esposto tutto ciò che volevo esporre e speriamo di essermi fatto capire al meglio. Che traccia hai scelto? La C2, quella sull'indignazione del mondo dei social media. Adesso sotto per la seconda prova, latino per il classico, matematica per lo scientifico, discipline pittoriche e architettura per l'artistico. E dopo la maturità? Dopo la maturità che cosa accadrà nella sua vita? Io andrò a studiare a Milano moda e comunicazione, marketing, e all'Accademia di Costume e Moda, e insomma non vedo l'ora. Non lo so ancora, il futuro è incerto. Sì, molto incerto. Vorrei andare a fare filosofia e spero di riuscire, ecco, devo ancora fare il talk, però insomma mi piace, è un argomento che mi interessa, quindi credo di potercela fare. A sostenere gli amici anche qualcuno che agli esami non è stato ammesso, che forte della sua esperienza lancia un messaggio partendo da una frase sentita da un prof a scuola. Cito una frase che mi ha detto, mi fa: tu non puoi permetterti di voler guidare una Ferrari se non sai andare in bicicletta, e secondo me questo è il grande errore della scuola italiana, perché i professori non credono nello studente ma credono semplicemente nei voti. Quindi ragazzi, anche professori, fatevi un esame di coscienza prima di insegnare, perché si stanno formando le vite di giovani ragazzi, di studenti che dopo non le cambierai mai, perché io adesso ho perso un anno insignificante, ok? Però gente può cadere tipo in depressione, robe così, quindi state attenti per i ragazzi soprattutto. Avete capito? Leonardi, cosa diciamo a questi ragazzi? Dimostrano la maturità che hanno, giustamente. Dimostrano anche che hanno dei sogni e delle aspirazioni future, che hanno le idee molto chiare. Speriamo che riusciamo a tenerli qua, però, questi giovani preparati e formati in Italia, che non li facciamo scappare all'estero, che non perdiamo questi talenti. L'Italia ha bisogno di questi giovani, quindi in futuro io spero che ci sia una possibilità di catturare questi giovani e farli rimanere in Italia e dare loro la possibilità di realizzare i loro sogni e le loro aspirazioni. Posso mai, cosa diciamo a questi ragazzi? Ecco, ho visto che li guardavate con un sorriso, anche con una speranza. Ecco, il futuro è nelle loro mani, dobbiamo crederci a questi ragazzi, lo dice anche l'ultimo ragazzo, credete più nel voto, guarda la persona che hai di fronte, cosa ti vuole dire, prego. Hanno, come è normale, è giusto che sia, hanno 18 anni, hanno la vita davanti, hanno il nostro futuro nelle mani, il futuro della nostra società. Se non crediamo in loro non abbiamo più niente in cui credere. Il volontariato, secondo Possamai, può essere un'arma per vincere anche quella depressione, quella retrosità, quella voglia di superare il limite? Ma sicuramente sì, anche perché è semplicemente, come lo può essere una qualsiasi altra attività di gruppo, sportiva o teatrale o di qualsiasi altro tipo, un modo per socializzare innanzitutto, per aprirsi agli altri, per aprirsi a fare nuove amicizie, fare nuove conoscenze, e naturalmente con una valenza in più in questo caso, che è quella di fare volontariato per uno scopo che è sicuramente meritorio, qualunque sia l'associazione per la quale decidiamo o con la quale decidiamo di collaborare, insomma. Cos'è il volontariato per Possamai? Ma un mettersi in gioco, ma non è soprattutto mettersi in gioco per gli altri, almeno apparentemente, ma in realtà quello che ti ritorna, e l'ho vissuto su di me, quello che ti ritorna è molto di più di quello che dai. Questa è una frase fatta, probabilmente, sembra una frase fatta, ma è l'assoluta realtà. Io ci credevo il giusto, però mi sono reso conto che è proprio così, nel senso che quello che mi è tornato indietro dalla mia esperienza è molto di più di quello che io ho dato nel mio piccolo ad AIL, e comunque mettendo in piedi questo progetto. Sentiamo anche il Presidente Leonardi, ricordiamo anche questa data importante di giugno, prego, e cos'è il volontariato, ecco, allora, per il Presidente? Ma il volontariato è una parola forte, ma anche molto semplice. Non serve dedicare qualcosa di speciale per essere un volontario.
crediamo che è un esercizio che si può attuare e costruire già da piccoli. Il volontariato per me è anche la pacca sulla spalla che uno studente può dare a un suo compagno che è in difficoltà. Volontariato è dare anche un contributo in famiglia quando c'è qualche difficoltà. Volontariato è mettersi a disposizione in qualsiasi modo. Noi credo che se guardiamo attorno troviamo sempre qualcuno che sta peggio di noi e non è sempre che il volontariato richieda di mettere mani nel portafoglio. Il volontariato chiede a volte gesti e parole che possono essere di sostegno alle persone che vivono un momento di difficoltà o che hanno bisogno di sentirsi un po' aiutati. Quindi credo che il Veneto ha buone risorse in questo senso, perché è tra le regioni dove il volontariato è più presente, dove ha il più alto numero di volontari attivi nelle loro associazioni. Credo che lo dobbiamo comunque coltivare e mantenere. A giugno, cosa abbiamo a giugno? A giugno abbiamo un'iniziativa molto bella che fa un nostro cittadino che ha avuto un percorso di malattia e che adesso è guarito e che ha organizzato questa giornata. Sarà la 78esima Rose Run, quindi si svolge 78, è un numero così a caso, non è la 78esima edizione. Organizza a RAI, a Cadiraio, che è a RAI di San Polo di Piave, una camminata che può essere di 7-10 chilometri. E l'anno scorso ha visto oltre 2000 persone iscritte a partecipare, quindi è tra le belussere, tra questi vigneti splendidi di RAI, questa camminata che poi finirà con un po' di cibo, un po' di come festa, solito, un po' di musica, di convivialità. Ecco, e creerà poi una serata in compagnia, in bellezza. Quindi ricordiamo la data, l'ora, dove? Il 27 giugno alle ore 19:15 a San Polo di Piave, a RAI di San Polo di Piave. Se andate sul sito di AI trovate la locandina che vi dà tutte le informazioni, quindi vi aspettiamo a questa giornata. Sentiamo come che ci saluta Possamai. Possamai, con quale messaggio vuole lasciare questa mattina a Sveglia Veneti? Ma io ribadisco l'importanza del volontariato a questo punto e ripeto, provate a dare, perché quello che riceverete indietro sarà sicuramente molto maggiore di quello che avrete dato. E ai giovani quale messaggio diamo, Possamai? Lei che è volontario, che sa di quello che si parla. Ai giovani li inviterei, anche ai giovani, a provare, perché oltre tutto quanto di buono si può fare è anche molto divertente. Soprattutto che a loro piace molto, ecco, puoi aiutare anche nel divertimento. Un saluto veloce, Presidente Leonardi. Allora, io intanto ringrazio i nostri 650 volontari di AI che nella provincia di Treviso si occupano e sostengono le nostre iniziative e speriamo che questo numero possa aumentare includendo i giovani, sui quali stiamo seminando a gonfie vele. E userei una parola che ha usato un Papa: non abbiate paura, il volontariato vi aspetta. Grazie, veramente grazie a Sergio Leonardi, Presidente AI, l'Associazione Italiana Leucemia di Treviso, a Massimo Possamai con questa Aosta Roma, camminata franchigena, ecco, con tanta partecipazione per aiutare il prossimo. Grazie, andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Rieccoci al nostro appuntamento quotidiano, oggi con un piccolo principe della nostra tavola. Abbiamo voluto esagerare un pochino oggi. Vi presentiamo delle taglioline al tartufo bianco del Chianti. Abbiamo la possibilità di avere il tartufo, quindi lo usiamo. Iniziamo con il mettere i nostri tagliolini in una padella con dell'acqua bollente e mentre i nostri tagliolini vanno a cuocersi prepariamo questo sughetto semplice. Ecco, prendiamo delle noci che abbiamo in precedenza sgusciato e con l'aiuto di un coltello le tritiamo, non troppo, pezzettini, come potete vedere.
lasciamo dei pezzettini abbastanza grandi. Dopodiché scaldiamo in una padella un piccolo fiocchetto di burro, eccoci qui, piccolo fiocchetto di burro, e ci mettiamo a scaldare le nostre noci. Non devono cuocere, devono solo scaldarsi, perché la noce, avendo dell'olio all'interno, emana il suo profumo, lo trasferisce al burro. I nostri tagliolini stanno cuocendo, va benissimo, e mentre le noci iniziano a scaldarsi, noi prepareremo del parmigiano reggiano e della panna che andremo a unire a questa salsetta. Mentre i tagliolini, come vedete, stanno cuocendo e mancano un paio di minutini, il nostro burro e le nostre noci sono pronte, quindi aggiungiamo un goccio di panna, aggiungiamo 2 belle cucchiaiate di parmigiano ed, andando ad abbassare il fuoco, rimestoliamo tutto ben bene affinché il parmigiano si sciolga e crei questa crema. Vedete che bella crema che sta nascendo? A questo punto basta farlo bollire un attimo, possiamo già spegnerlo. Spegniamo i nostri fuochi e questa è la base con cui salteremo i tagliolini e a cui poi aggiungeremo il tartufo con il suo profumo delizioso. Le nostre taglioline sono pronte, quindi le scoliamo, le mettiamo nel nostro sughetto. Ecco, il sugo resta molto morbido, deve essere una crema, come potete vedere tra un attimino. Vedete? Sono molto cremose, sembrerebbero liquide, ma in realtà poi non lo sono, perché il tagliolino in un minuto assorbe moltissimo liquido. Quindi già adesso, saltandolo un paio di volte, come potete vedere, siamo già pronti. Mettiamo le nostre taglioline nel piatto, mentre alle nostre spalle si sente il rumore dell'acqua che se ne va. Prendiamo il nostro tartufo, gli diamo una bella spruzzatina di tartufo, eccoci qui, emana un buonissimo sapore ed ecco a voi un piatto semplice e gustosissimo.